Ragazzi, allora, ciao a tutti, buonasera. Siamo in un posto che si chiama il Transito del Diavolo nel Veneto. Esatto. Oggi è il 24. 24 maggio 2024, ore 22:46. Iniziamo adesso con l'indagine, faremo anche quello che hai tu, Mauri, l'EVP, dopo che vediamo. E non so cosa è in serbo per me, Mauri. Adesso vi faccio vedere così resti improntato anche nel video tutti e due. Hola. Eccoli qua con me. Io sono qua, eccomi. Adesso partiamo, ragazzi. Allora, io direi di partire da qui. Cosa dite? Ok. Mi va bene? Tu dopo, Mauri, se vuoi fare l'intro, No. così ti resta improntato nel video. Vuoi farlo? Ok. Allora, vi mettiamo giù gli strumenti in mezzo alla stanza perché Mauri ha visto, a quanto pare, già di là, una bambina che passeggia e ci sta osservando. Non so dirvi altro, adesso vediamo. Voi avete la pila, vero? Sì. Quindi questa la metto qua, se serve d'emergenza c'è. Esatto. Così ne Non consegniamo ho una. nessuna moderatrice, non c'ho nessuna. Vuoi una delle mie di lì? No. Le nostre? No, lascio così. Ok. Mi dai quella da testa che non si vede nulla. Arrivo maestro. Facciamene una per ora. Allora ragazzi, guardate che luogo, adesso anche per voi del video si vedrà. Aspettate un attimo. E la location è molto bella, È molto bella ragazzi. Questa qua la tengo. C'è una tranquillità per ora totale. Ah, sì. Per ora. Buono. Per adesso sì. Finché non ci ritroviamo da zebù davanti. Io strozzo Thomas stasera, no scherzo. Non ce la farò in Lo devo tenere in buona salute. Che è l'angelo custode di Mauri. Esatto. Ah, facciamo vedere, guardate lì la scala. Noi siamo arrivati da lì, praticamente però non vi diciamo il resto del percorso. Pensavo che eravamo arrivati. Vabbè, confuso io. Hai sentito qualcosa? No, pensavo che eravamo arrivati da là. Ah, no, da qui. Ecco qua, guardate. È enorme. Vedi che dopo dobbiamo provare là a vedere. Ce la fai? No, non hai la segreta. Ce la fai andare là a vedere se si apre? Così per curiosità. Adesso ragazzi stiamo andando su per vedere un attimo. Vediamo se riescono a aprirla. Cioè guardate, io sono qua totalmente indietro. Parerebbe di sì. Sì! E vai. Com'è? Beh, gli ho trovato una location da favola, a sti uomini. Va. Cioè, ragazzi, qui mi sembra che cambia un po' l'aria, vero? Io mi sento, cioè, calma piatta. No, io sento che cambia l'aria qui. Interessante. Ecco, allora iniziamo. Vado il numero. 17. Ok. Numero 17. Beh, di là c'è il 18. Aspetta che non vado su dalla scala. Ecco. Com'è qua? Mauri, questi sono pavimenti. Come li vedi? Si può fidarsi? Beh, sotto c'erano le travi però. Quindi è calpestabile qui. Teoria. Vuoi provare, Mauro, a vedere Cosa? come ti sembra il pavimento? Arrivo. Non so anch'io. Cioè, ci sono delle assi a dislivello un po', però sembra che regga. Dovresti inquadrare là e vedere se c'è. Sembra buono, Mauri. Passo. Sì? Ci si riesce? Non in troppi qua. No, forse è meglio di no. No. Andiamo di qua, vediamo di qua, Thomas. Cosa c'è? Forse questi sono i mattoni, ecco. Finché qua che siamo sui mattoni comunque è tutto cementato. Qui, in questa stanza io sento comprimere. Hai sentito? Sì. Cioè, ragazzi, incominciamo bene. 13, sono delle prime. Cosa c'è? Guarda là. Aspetta. Vedi che si muove l'ombra? Aspetta che guardo anche da qua, stupido. C'è un'ombra che si muove là. Mauri vede un'ombra che si muove da là. Io ho due schermi, vedi, con due luci diverse, Thomas. Ho gli schermi con. Questo fa fatica a mettere a fuoco, questo, guarda. Il secondo telefono che sta registrando. Il secondo telefono non vede proprio nulla. Guarda. Vedi che differenza? Sì. Fa fatica di qua, Mauri? Alla tua destra? Non c'è nessun ammoggio.
Ci mettiamo qua, Mauri. Com'è per terra, secondo te? Si può calpestare? Sembra più vuoto di là. Meglio di no, vero? No, quando... Qui, Thomas, vediamo un attimo, però io non ho... Andare giù inizia da là. Sì. Allora, lì il cemento. E qui, Mauri, questo è in cemento, anche questo, guardami, qui. Proprio a far luce qua. Aspetta, dai. Io inizierei da qui, ragazzi. Ah, Inizierei da qui. Che siamo già... e poi scendiamo. Ah, c'è la strada, ragazzi. È vero. No. Allora andiamo da giù che siamo più tranquilli. Iniziamo da giù. Allora, vediamo. Giù c'è qualcosa che penso che K2 le temperature... Le scale sono dritte qua, si riesce ad andare giù tranquillamente. Tenete presente la parola il transito del diavolo. È meglio chiudere qui, Mauri, come era prima. no, lascia aperto. Scusa più. Ah, perché sentiamo se sbatte, bravo. Ottima idea. Perché visto il nome, direi che... Aspetta, fatemi luce qui. Grazie. Oh Signor benedetto, lo zaino. Ok. Guardate le panche lì. Guardate le panche. Vuoi farmi un attimo luce qui, Thomas, che li facciamo vedere un secondo? Queste, vedi, sono panche tipo da teatro, boh, da cinema. Sembrano. Proprio da chiesa. La chiesa? Ecco. Partiamo da qua allora. Mettiamo gli strumenti. E vediamo che Mauro lì ha detto che c'era... Nel Veneto... Sentito? Avete sentito un ticchettio un attimo fa? Sì. C'era un ticchettio. Ok. Io vi lascio inquadrati. Adesso Ma- mettiamo il K2. Oh, si vede bene in quello del video, continua a zoomare verso quella porta là, Mauri. C'è una porta, sto sul mezzo. Là in fondo? A metà. A metà, sì, sì, infatti porto anche gli altri adesso, strumenti. Allora ci mettiamo qua. Sì, lì, ma secondo me Thomas è meglio. Mauri, vuoi che usiamo la spirit box, quella l'Anarion o l'altra? La solita. Il solito, ok, la box. Poi te la lascio qui perché qui ho il telefono quello delle app, allora mettiamo qua. Ok ragazzi, vado a mettere gli strumenti vicino a loro. Adesso vi faccio vedere già la bambina che è lì. Col Kinect. Una bambina. È vicino a Moira. Ecco, sono io qua in mezzo, è vicino a Moira. Una sera piccolina. E ci vede neanche una pallina magari? Quelli che si illuminano, se ha voglia di toccarla. Volete metterla ragazzi la pallina? Quella che si illumina? Se ce l'hai, lo mettiamo. Sì, ce l'ho. Guarda. Allora, io non ho telefono in tasca, niente, perciò vedete che iniziamo a muoversi come iniziamo. Come ti chiami? Sto guardando incuriosito. Hai capito che no? È nel rap che forse lo alzerei ancora più sensibile, però appena appena. Poco a poco, sì. Ciao Jenny. Io lo metterei un po' più qua, Mario. Tanto si vede più bene. È giusto adesso? Sì. Forse è troppo alto. O che sono io, che nel senso che adesso perché ho dato tutto qua, adesso ho abbassato fuori. No, è tutto là. È a posto. Aspetta che faccio vedere dov'è quello Kinect. E la pallina. Qui gli strumenti sono inquadrati tutti e tre. E, giusto per far capire Mauri, che gli apparecchi sono ben lontani, inquadrami un attimo, guarda, anche così facciamo vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono a 6 metri di distanza gli apparecchi. Così Mauri nessuno può dire che siamo noi a interferire perché non abbiamo... Fatti vedere piccola. Guarda, guarda. Mostrati.
Adesso metto la pallina, poi partiamo. Mostrati. Ancora non si fila. Ne ho 5 di palline, quindi a voglia. Però, Perché era una cosa da 5. Ancora non si fila. vabbè, siamo estranei. Allora ragazzi, siccome che io mi dimentico sempre la Hai visto? K2 volato. Si è Oddio. mostrato. Lo metto su? Sì. Sì. Adesso gli mettiamo anche la pallina. Guarda, tutti gli strumenti in movimento quando mi avvicino. E non ho niente. Cioè, Non siamo stati nel Kinect, ma siamo guarda, stati lì. non c'è niente. Si vede da lì. Sì. Questa la mettiamo qua, ricordiamoci la pallina, la mettiamo qua in mezzo. Non avere paura. Ok. Come ti chiami? Guarda come si Nella vede casa tua? anche la pallina nel video. Perfetto. Se era a casa tua, buttalo giù ancora. No, purtroppo non K2. sappiamo il nome della bambina. Spingilo. Buonasera a tutti. Spingilo ancora. Non so se sono dentro le ragazze, vediamo. Ok. Fai pure partire. Facciamo partire la Spirit Box? Sì, fai pure partire. Ok, fatemela attivare un attimo. 2 minuti e parte. Ok. La tariamo come l'hai tirato tu, va bene Mauri? Ok, perfetto. Primo a sinistra, giusto? Quello del rumore, reverberi distorsi, tutti e due a destra. Perfetto. E lascio l'altro quello normale. Ok. Adesso vediamo che si attacchi qua. Ok, è connesso, eh? Se parla è lui perché è connesso. O lui o lei. Sì, o lui o lei, comunque dicono l'app che funziona perché è già attiva, guarda. Segnalo che è a posto. Io mi avvicino un po' di più. Se parla è lei. Ok. Mauri, come se ce l'hai la fila, Marta, giusto per... Questa qua la mettiamo qua, che così se ci spostiamo lo lasciamo sempre acceso qua. Lui è al massimo, sì, è al massimo, vedi? Ok. Quindi non... Boh, perfetto. Vediamo, adesso questa è attaccata. Vedi attaccata. Perfetto. Ti chiami Laura? Ti ringraziamo che ci fai stare qui. Ci racconti un po' di te. Dimmi. Nella parete sinistra sembra il viso della bambina. Sì, dicono nella parete sinistra. Possiamo anche portarlo un po' Fai più suonare lo qua. strumento. Guarda, guarda. Fallo suonare. Guarda. C'è anche una pallina che vibra. Può essere anche. Ah sì, quella là forse è vicino. Han capito Vicky qua, Mauri. Com'è? Han capito Vicky. Sei da sola qui? Ciao ragazzi. No. No. Che ti cerchi? Eppo ha detto. Hai visto? Hai visto l'altro? Anche qua. Sopra K2. Mauri, anche qua. Non inquadrarmi adesso, ma guardami tu. Mauri. Ha sentito anche Thomas, è caduto qualcosa qui di fianco allo zaino? E davanti? Un sassolino. È come se avesse tirato un sassolino qua di fianco allo zaino a terra, ragazzi. Sei stata tu? No, nessuno di noi. Chi è che ha fatto il rumore che ha fatto cadere un sassolino di voi, anime? Buonasera, sono Moira. Dove siamo stati prima?
Puoi farlo ancora? Ma io sento come dei passettini qua. Senti? Ma è da lì. È da lì. Fallo ancora se puoi. È un po' incazzatello, eh. Sì, sì, come vedi. Vediamo quello che vuole. Cosa vuole? Devi andare in trance? No, no. Ah, ok. Libro rosso. Vuoi dirci qualcosa di più? Per favore? Ma puoi parlare un po' piano? No, sì. Arriva. La radio. La radio, Mauri ha detto. È tuo. Senti. Tommaso, vieni qui un attimo solo. Ah, c'è ancora quella lucetta in mezzo alla finestra che dal video non si vede. Dicono che c'è... Sì, c'è ragazzi, c'è un'ombra di persona in questa stanza. Vuoi avvicinarti mai a te? Vai. Dimmi, Ha detto che vai vicino. vado vicino. Vai bene. Aspetta che arrivo. Ok. Ciao piccolina, sono Moira. Vuoi giocare con noi? Vuoi farla cadere? Prendila. Verso di te. Tu sei un'aria diversa. Guarda piccolina, è facile prenderla. Toccala. Prendila che Mauri te la dà. Guarda, sta trovando per Non la nuovo. prenda, vedi? Dai, mettici energia. Prendi energia, piccolina. Vai. Sta andando sulla vita. La panchina è qui, guardate. Eccola lì. Vai. Vuoi accarezzarmi? Puoi farlo se vuoi. No, non si fida di me ancora, vedi? Non si fida, no. Parla con noi. Vieni qua vicino, non ti preoccupare, non ti faccio niente. Avvicinati. Avvicinati. Parla un po' con noi. Non puoi usare il mio corpo, lo sai, vero? C'è un attimo qui, Mauri. E no, ci sono diverse. C'erano anche prima? Sì, 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 lo posso, diverse prima. Vuoi venire verso di me? Ti manca la mamma? Ti manca la mamma, papà?
strumenti. Avete guardato che non ho suonato le rende quando mi sono vicino a questo? Prima sì. Sentito? Ancora. Sta girando intorno. Secondo me ci sta studiando per capire. Secondo me sì. Senti piccolina, guarda che puoi venire di qui, eh? Vedete la pallina e tutto. Ma Thomas adesso io sono rincoglionita, vieni a vedere, guarda. Guarda sempre là e guarda qua. Da qua non la vedi da qua? È vero? Però ad occhio nudo io non riesco a vedere il puntino. Perché se ti sposti così sembra quella, ma in linea d'aria del telefono, guardami. Non c'è. Esatto. Quella, vedete quella lì? Quella luce lì nel video sotto non si vede, vedrete su YouTube dopo. Non si vede quel puntino lì di luce sull'altro telefono. Se volete mi posso avvicinare un po', eh. Allora, piccolina, se vuoi, tu sai benissimo che io sono una mamma anche. E Mauri è un papà. Eccolo, eccola. Brava. Ma sei bravissima, piccolina. Sei proprio brava. Puoi farlo ancora. Adesso sono io che aggancio il marsupio, sono stata io a agganciare il marsupio. Vai, piccolina, tocca l'RF. Fallo suonare ancora. Dai che è bello quello lì. Senti, guardate, guardate Bravissima. ragazzi, guardate. E sono a 6 metri. Bravissimo. Mauri è a 5 metri, io a 6 metri. Fai suonare con il duro che sta la pallina piccola, vengo vicino a te. Però fallo suonare. Vuoi che vengo lì? Eccola lì. Dove la vedi, Mauri? La sagoma lì? Tu vedi sul muro la sagoma della mia? Ah, eccola! È perché non gliel'ho fatta vedere, guardate. Eccola lì. Pazzesco! Guardate che roba. Impressionante. Però voi avete dedotto che la bambina fa tutti quei tonfi. Mi sembra Ma siete strano quei proprio- tonfi. Più che altro non c'è la certezza. Posso avvicinarmi a te? Era come un sì, anche detto dell'RF, avete sentito? Quindi, Sì. come un sì. Tu portavi il vestito lungo? Se sì, mi fai illuminare l'RF? Quello che stavi toccando? Ti dico man mano cosa fa l'RF, Mauri. Gli altri strumenti sono tranquilli, l'unico che lei sta toccando vicino è l'RF. Ma pensa a te. Ed è visibilissima anche a occhio nudo, eh. Avrà sui 10 anni, 14. 14 dici. Sì, perché il 10 dovrebbe essere più piccolo. Dipende comunque dalla fisionomia Sì. fisica. Però a vedere la scheletritura così sembrerebbe da... Lei come viveva dice qui nel Mauro. 1800 qualcosa. La vedete? È troppo bella. E se ne è accorto Mauri perché io non me ne ero ancora accorta. 1800 vivevi qui, te lo ricordi la data? Ci puoi dire un numero? Frescura, ma non è cattivo. C'è come una frescura. Tu sì. C'è come una frescura, Mauri. C'è come un freddino, ma non è un freddo da tremare, cioè si sta bene. Ma vi lascio quella, ragazzi, perché è impressionante veramente. Quella sagoma Vivevi lì. qua con i tuoi genitori? Sul muro si vedono tanti volti, dice Sonia, Mauri. È lei che parlerà con noi. No, ma dicono che ci sono tanti volti sul muro, ci sono tanti altri che ti stanno osservando, Mauri. Lo so. Lo stai dicendo. Puoi dirci qualcosa di più di questo bel posto? Sappiamo che veniva chiamato il transito del diavolo. Per non dire un'altra cosa, scusaci, ma non vogliamo che la trovano delle altre persone, per non disturbarti.
Puoi dirci qualcosa di più? Comunque ce l'ha con l'RF, guarda. Pazzesco. Cosa ha detto? Sai che- Però, tipo. Beh, però, cosa vuoi dirci? Dici, tanto siamo qui tranquilli che siamo venuti a trovarti, a ascoltare. Eccomi, ha detto. Questo è Tu sei la mamma della bambina? Ha dato la risposta, sentivo. Sì. Poi ti è caduto anche... Sono stato io qua. Ah. Comunque ha fatto il nome. Eccolo, ha detto. Tu sei il padre o qualcuno della bambina? Puoi dirci? Puoi muovere una mano se vuoi. Cioè, ragazzi, c'è tanto movimento di tonfi qua comunque, quello è vero Thomas. Quando sei stato te? Qua non sono stato io. No, è la seconda volta che cade, la prima è stato Mauri, la seconda no, per la luce. Mm. Ma per caso ci state circondando? O ci sta? O ci stai circondando per vedere come siamo? Vuoi studiarci? Parla tranquillamente, non aver paura. Noi veniamo in pace, in tranquillità per comunicare con te. Non è che si sente a disagio perché io sono della luce e voi dell'oscuro? Può essere. Se ti senti a disagio perché io sono della luce e loro dell'oscuro, Thomas e Mauri? È una musica ma sembrava come un sì comunque. Guarda quante belle palline che hai, piccolina. Vabbè che se avevi 13-14 anni tu sei nell'età della pubertà praticamente, della signorina. Laura. Cosa? Laura. Si chiama Laura. Ti chiami Laura? E della madre? O È la bambina? bimba. Ok. La ragazzina. Ma io percepisco come se lei avesse fatto qualcosa e l'hanno messa in castigo per qualche motivo in una di queste stanze. E lei non l'ha... No. Ti hanno fatto del male. Qualcuno si è approfittato di te? Guarda. Adesso... Puoi ripetere per cortesia? 23. 23. Ragazzi, siamo alle 23:14 e lui ha detto le 23. Esatto. No, è il 24 oggi. No, ma è l'orario, vedi, 23:14 e lui ha detto 23. Quindi l'orario è questo. Che ti è successo? No, lì, RF. Era fatto per un attimo ancora il rosso. Infatti. Sì, è qua. Posso spostarti nel pod? Sì, mettilo dove vuoi. Basta che ci ricordiamo dopo, io non ho altro. Perché io ti ho 4 volte che rischio di dimenticare la pallina. Ah, buono? Beh, adesso è Mauri, non vi spaventate. Ah, bravo! E se mettiamo tutti gli strumenti là? Sì. Io Mauri direi di metterli al muro. Devi portarlo più vicino, Mauri. Vedi, adesso non suona con Mauri. Io infatti adesso cerco di guardare se c'è Adesso sì, è qualcosa lui. riguardante il 23. Forse del... Ha detto grazie. Termografia? Sì, per vedere. Adesso scarico. Adesso ti ho messo vicino quello strumento lì. Se tu lo tocchi con la mano, brilla, diventa blu. Mauri, scusami un attimo se ho staccato un secondo la... Diventa blu. Ah, ok. Termografia, aspetta un attimo. Sei da solo in questa stanza? In questa stanza sei da sola ora? Ah, O ci sono 23 persone? ok. Prendi energia dagli strumenti di davanti. Prendi energia da lì.
Adesso Mauri riattivo quella lì Sì. che gli ho dato a, a Thomas. Mettiamo il design vicino. No, no, tengo qua. Ok, adesso è riattivata Mauri. Aspetta che apro anch'io. Sono io. Sì, sì, è stato Mauri questo a battere, Allora. No, la pallina no adesso. Ce n'è una che è lì nel vento di pallina. Ma che vocione. Buono. Ascolta, adesso la posso lasciare qua la cosa, la cassettina che la sentiamo tutti. A fare qualche telecamera. Sì. Cosa? No, hanno murato la porta, no? Guarda, guarda le rete. Voglio parlare con la ragazza, con Laura. Teoria. The Bluetooth device is ready to pair. Ho avuto un colpo di freddo, Voglio Mauri. parlare con Laura e basta. Strano. Mm. Guarda che roba. The Bluetooth device is connected successfully. Posso parlare solo con lei? Su di sopra. No, Invece sì. Ah, è il coso di... come si chiama? Voglio parlare solo con lei, quindi chiedo agli altri se possono non interferire con lei. Una cosa del Vangelo. Esatto. Un passo. Non interferite con lei. Si può dire anche così. Ragazzi, abbiamo trovato una cosa, fagliela vedere il Thomas in cam, anche sotto al video. Guarda in Aspetta. cam. Guardate. Non so se si vede bene. Aspetta, adesso Ok. sì, si è messa poco. Esatto. 11, 14, 23. I versetti Che faccio vedere. sono i versetti del Vangelo. Abbiamo trovato cos'è il significato del 23. Vuoi far vedere anche lì? Mi sto avvicinando a te, sai? Non aver paura. Non aver paura. Aspetta. Sono qui, ha detto. Se sei qui, vieni vicino. Ok. Sono io, sono stata io qua. Dimmi. Lasciami. Ha detto lasciami. Io non ti faccio del male, lo sai, vero? Non voglio farti del male. Appunto io. Cosa ha detto sto? Sto qua. Sei qui. Cioè, notate le ramposte, non sentiva neanche se mi allontano a trovarsi, no? Da vicino. Perché non vuoi Moira lì? Cosa ha detto? Basta. Vuoi la candelina? La vuoi la candela? Ne ho tante se vuoi. Che cosa c'è che non va? Spiegaci. Ma c'è un po' l'RF che proprio lei gli piace l'RF. Sì. È fissata con l'RF, ragazzi. Perché gli essere strumenti è tutto tranquillo. Esatto. Puoi fare un rumore ancora per cortesia? Se non ti chiedo troppo disturbo. Cosa ha detto? Vuoi Vedrai. ripetere più pulito? Vedrai. A me sembrava vedrai. Adesso c'è l'aria che è cambiata qui da me. Sento più freddo qua. Fatti capire meglio.
Volta. Fatti capire meglio. Mamma. Ha detto mamma. Stai cercando tua mamma? O hanno fatto Ma del male questo a è un tua mamma? adulto però. È un uomo adulto questo che ha detto mamma. Quale? Dicelo tu a noi quale. Ciao Eddie. Perché a volte anticipano, vero Mauri, quando stai facendo la domanda, la risposta? Esatto. A volte anticipano. Ancora. Hai sentito un altro dopo? No, veniva da là. Però il miniadario da di sopra. Sì, Ma sempre su quella parete lì. esatto. O viene, Insieme. o viene da giù o viene da su. Da su. Sentivo. Ogni tanto però viene giù. Stavolta è venuto da lì. Allora stanno gironzolando. No, stanno facendo così. Ma è sullo stesso piano. Vi dà fastidio Moira perché è della luce? No. Ha detto però c'è qualcosa che li turba. C'è qualcosa che li turba. Senti. Lo senti? Può cambiare? Più che altro sto provando a ragionare. Mi stanno venendo i brividi nel corpo, mi vengono. Sì, là c'è una sagoma della bambina, Eddie. Lì. Io provo a avvicinarmi ancora. No. Non ti preoccupare che non vengo per farti del male, ok? Transito del diavolo. Vengo in pace. Ma se si chiama così perché hanno fatto qualche messa nera in passato? Ti rimetto la mano qua. Cosa ha detto? Laura, puoi farlo andare sul rosso se i tuoi genitori facevano sedute spiritiche di notte in questa stanza? Sì, ha detto una roba del genere. Esatto. Esatto. Allora la deduzione così è corretta. Eh sì, ecco perché. Perché se si chiama transito del diavolo, vuol dire che comunque Ha transitato qua. avete fatto qualcosa legato al diavolo. Viene da pensare. Io Ma non sono stati loro, Qualcun altro. qualcun altro. Però ti propongo una cosa. Se ci mettiamo io e Mauro qua in mezzo e entriamo in connessione, sei d'accordo? te lo senti te? Cosa hai detto? Tipo non ora. Voi cosa avete? Mi sembra tipo più tardi. Come se la domanda non gliela devi fare Vuoi che adesso ma dopo. aspettiamo? Nessuna intenzione. No, nessuna intenzione. Però Però Libro rosso, il libro. Al punto? Sì, Mauro, vorrei che fai il libro rosso. la bambina, l'altra Sì, entità ha no. detto fare. La bambina, ma prima non parlava la bambina. Questa è la bambina. Ora. Prima però l'altra persona, comunque l'entità maschile, ha detto però. Avete sentito? Come dei passi. Sì. Erano dietro di voi, eh? Siamo blindati, dite schietamente. Infatti, cioè, le stanze sono queste. A parte di sopra. Vuoi Ouija o libro? Oddio, mamma. Ragazzi, inizia a evitarne. Seduta stilistica. La tavola Ouija ti ha detto. Ti ha detto la tavola Ouija chiaro e tondo. E si è sentito bene anche ripreso nel video, eh. Guidati. Ha detto guida? Cosa intende tavola Ouija guidati? Sai dirmi? Secondo te, Mauri? Cioè devono toccarmi la spalla loro due? Devono entrare insieme a me? No, te lo scordi. Mi dispiace. No, guidati, dipende perché C'è Thomas disponibile, vero che tu sei Io disponibile? sì. Ecco, bravo. Io mica mi faccio problemi. No, voi no. Voi non vi fate Solo problemi. che rischi comunque che prendano più di mira te se non la fai. E
quello è il problema. No, Quindi- no, io guardate che ve lo dico subito, io non entro a toccare tavola No, Ouija, no, il problema appunto Moira è che se io e lui Sul la braccio, Ma sono schermata Sulla comunque tavola. io, Sono schermata. Cioè non possono arrivare... sei sempre per un rischio perché la tavola Ouija è incontrollabile. Con la scrittrice. Quindi La scrittrice. scrittura al contrario in pratica. Sì? Tu prendi il Oppure foglio- l'autoscrittura. non so. Può essere. Su questo? Su questo. Questo. Come possiamo fare l'autoscrittura? Mauro. Troverai. Troverai. Rispondo io? Vai. Guarda dietro di te. Sabbia. Con la scrittrice. Quella è Malta, È matta. Hai capito cosa voglio dire? Ah, la caccia, dici, La cacci e da lì comunque scrivi, come se sei sulla sabbia, come se vai al mare e ma scrivi. ragazzi che brucia quella della pelle. So i guanti. Usa i guanti allora. Aspetta, dammi un accendino, ce l'hai. Arrivo. Facciamola tramite la candela. Su questo? Su questo? Su questo ti ha detto. Sì. Tramite la candela. Io entro con te in connessione. Perché lui fa. Non era buona questa voce. Non mi interessa. Occhio. Niente cazzate, ricorda. Perché lui. Anche perché ricorda che hai dovuto cambiare parola, vero, per farlo... Gli hai detto una nuova parola, Hai le vero? bacchette? Eh? Hai le bacchette? Sì. La nuova parola quale? Ah, forse tramite le bacchette potrebbe... Quale nuova parola? No, adesso spiegate. Aspetta, se no mi ribalto. So io sono già tranquillo. Allora, aspetta un attimo, che le bacchette sono qua. Perché lui fa. Eccole qua. Aspetta un Pianoforte. attimo, Mauri, che prima di dartele Con la scrittrice. devo aprirtele io, il senso iniziale, Mauri, poi te le passo, ok? Comunque vi siete persi il pianoforte. Cos'è? Pianoforte. Non lo so. Presente quando tiri la mano così su Non tutto c'è più ragazzi, è già andato. Perché lui fa. Allora, adesso io cerco di comunicarti con queste e poi le passerò a Mauri, va bene? Dimmi. Visto? Ha detto Al. Ah. Si deve fermare Moira. Ok, arrivo. Arrivo Ok. nel muro. E mi preparo se devo intervenire. Allora, adesso sei qua, fermati, raddrizzami le bacchette. Non si vede, non si vede. Ti ricordo che dopo devi essere in connessione per passare a Mauri, ok? Vieni più vicino Mauri così iniziano a sentirti anche te le bacchette. E se Ok, perfetto. alla La palla. Tocca a Moira. Erano i tuoi genitori che Se facevano... sì, incrociale. Guarda. Guarda. Esatto. Erano i suoi genitori. 23. Aspetta. Allora, ritorna adesso, riportamele dritte per cortesia. Riportale dritte. Per favore, rimettimele dritte su. Dritte, come prima. Allarga e mettile dritte, non ancora. Dritte. Ok. 23. Erano le persone sedute in questa stanza. 666. Se sì, se erano le persone sedute in questa stanza, allargami da sinistra e da destra tutte e due. Allarga bene se erano 23 erano, guarda. Esatto, faccio un tavolo. Ok, adesso Risposta da chiudile, Moira. rimettile dritte. Rispondi alle domande. Rimettile dritte, riportale dritte per favore. Riportale dritte. Grazie.
Sono state fatte delle sedute spiritiche qui, se sì allargami la sinistra. La sinistra ho detto se sì. Perché lui fa? O messe nere, che sono diverse. O messe nere, se sì allargami la bacchetta, sinistra. Sì. Sì, lo sta dicendo, guardate, guardate. Messa nera. Sì. Ok, riportamela dritta. Con i tuoi tempi però riportamela dritta. Guarda, ma che roba, lo sta rispondendo. Pazzesco. La torcia. Ah, ok. Ok. Siamo al sicuro qui dentro? Sì, ho visto. Se sì, incrocia. Rimani. Se siamo al sicuro, incrocia. Tutte e due le bacchette. Guardate. Quindi non li stiamo disturbando perché ha detto sì che siamo al sicuro. Aspetta che sennò ti do una mano. Ok. Ok, riportamele Sì. dritte. Siamo al sicuro, l'ha detto anche lì. Adesso se siete contenti che passo le bacchette a Mauri, infatti vedi che si è allargata, sta puntando Mauri. Sì. Allora io adesso passo le mie bacchette a Mauri, ok? Quindi avranno la sua energia. Mi raccomando, non entrate dentro di lui tramite le bacchette, ok? Se siete d'accordo incrociate le bacchette. Guarda, tranquilli, non ci sono più. Avanti, se siete d'accordo incrociate le bacchette. Avanti. Ok, Con la scrittrice. ha detto che va bene. Rimettili a posto, raddrizzale, riportali a posto per favore. Ok, ultima domanda, poi parte Mauri. Ok. Sei la bambina qui vicino a noi? Se sì, allarga la destra. Mi butta giù qua, guarda. È quello che fa strano. Fagliela tenere a Mauri, Thomas semmai. No, perché poi non si vede. Se devo intervenire comunque Ah. la torcia... Allora, se sì, allarga la Sì, destra. ragazzi, fregate. Sei la bambina qui vicino a noi. Allargami la bacchetta a destra se sei la bambina. Sì, è la bambina. Guarda. Subito, sta rispondendo immediatamente. Ti conviene appoggiare su Hai il qualcos'altro. ferretto? Mauro. Avevi detto che avevi il ferretto te? Sì, ma è meglio avere il power per i telefoni se per caso, Ah, ok. perché anche io vedo due telefoni. Vabbè, no, io giusto. Guarda, guarda, guarda come l'ha aperta, guarda. Guardate questa cosa, come l'ha aperta tutta. Questo. Questo. Esatto. Ok, richiudila. Sta già imparando da sola, guarda, guarda. Hai notato che sembra che punta sopra la stanza? Sì, ma lo fa da sola, l'ha chiusa da sola senza darmi l'ordine di... Ma guarda, Ah, boh, perché vuole che vado lì vicino a lei. Sì. Ma se... No, vabbè, no. Vuoi Mauri vicino a me? Se si incrocia. Con la scrittrice. Lei è la scrittrice. Incrocia se vuoi Mauri vicino a me. Ok, Mauri, guarda. Ok, grazie. Non buttarmi giù la luce però, Riportale di nuovo in posizione. Sembra che vuole... come per dire state al buio. Sì, ma il buio non c'è semo, perché io voglio capire cosa abbiamo intorno. Anche se posso solo... È vero che io posso sentire e non posso vedere. Però ragazzi, al buio... No, sarebbe visto con le che guardate candele. il luogo che siamo. No, appunto. Vediamo se ci sta adesso. Sarebbe da una parte... Se ci sta vieni qua, Mauri, te le passo. Io vengo un po' più qua, mi siedo. Allora, adesso do le bacchette a Mauri. Tieni, fai così. Aspetta. Tienilo qui così. Vai. Fermo così. Con le bacchette non Devo vai in sistemare un trance. attimo io. Con le bacchette non vai in trance perché hanno la mia energia, quindi non vai in trance con Me queste. le passa a me, Laura. Mettila bene, in posizione tutte e due, fammi vedere. Dimmi se si vede. Si vede. Aspetta, no, così non si vede. A me interessa una cosa adesso, tu liberi qua in alto. Devi tenere solo lungo l'impugnatura e che non siano toccate sotto. Anche questa e questa. Ok, Mauro. Braccia belle giù in ginocchio tutte e due. Ok. Tengo in mano. E i bracci devono restare così. Fai 90 gradi il braccio. Ok. Ricordati ogni domanda che tu gli fai, Ok. devi, Si vedono? devi rimetterle a Se posto ne vede una, per la metti chiusura della una. domanda. Aspetta. Così.
Allora, adesso vi faccio vedere anche a voi. Un po' più a destra. Eccolo lì. Vai, vai, te. Giro un po' il telefono su. Qui i Mauri si vedono bene. Perfetto. Vado? Vai. Ok, volevi me parlare con te? Devi dargli una direzione e chiedergli. Chiedi sinistra o destra quella che vuoi come risposta. O incrociare o Incrociale. Se vuoi parlare con me di qualcosa, incrociale. Incrocia le bacchette. Arrivo. Chi sei tu? Suo padre. Comunque te l'ha fatto. Adesso gli chiedi che te li metta a posto. Me le puoi mettere a posto? Riportali a posto, digli. Riportale a posto. Allargale come prima. Come prima. Dritte come prima. Così può farti un'altra domanda. Bravo. Tu è Bravissimo. la seconda volta per i Mauri che usi. Cosa senti nella manipolatura? Dove tieni le manopole? Lei è davanti a me. Ma cosa senti attraverso le manopole? Qualcosa? Lei ha le mani davanti a me. Quando lei ti tocca le bacchette dovresti sentire qualcosa in spalla, in teoria. Ha una mano appoggiata sulla mia spalla. Ok? Prova a chiederglielo. Se di allargarti la sinistra o la Tanto destra, poi. ha la mano sulla tua spalla. Se hai la mano sulla mia spalla sei tu, mi sposti verso sinistra. No, quindi spostami la bacchetta a sinistra, allarga la bacchetta a sinistra oppure chiudi la bacchetta o la bacchetta a destra, quella che vuoi. Per favore, grazie. Ogni domanda. Ti chiedo se puoi spostarmi la bacchetta a destra sulla sinistra se mi stai toccando la spalla. Grazie. Aspetta che non ha finito, deve darti la risposta fissa. Ok? Sì. Hai sentito? No, è stato adesso è stato lei. No, prima c'è stato un tonfo. Sì, no, ma adesso Ma la puoi parola è riportare stata lei. dritta così facciamo un'altra domanda? Riportala dritta. Anche perché l'energia ce l'hai, perché l'ho sentito io prima che le toccavi. Ok? Brava. Ok. Perché sei rimasta qui? Ti hanno per caso sacrificata qualcuno dei tuoi genitori? Se è così, incrocio le bacchette. Se è così, incrocio le bacchette, Laura. Non voglio ricordare, lo so. Sembra che, vedi? Vabbè, Però funzionano, guarda. se lei era vittima comunque della Sì, ma se- Riapri. risoluzione della... Non ho la soluzione, però ti posso aiutare. Riaprila. Non mollare mai giù le bacchette quando lei ti sta rispondendo, attento, se no lasci aperto un canale. Riaprile ancora di più. Brava, Bravissima. Ok, posto. sei stata brava. Adesso le riprendo io che chiudo io la connessione. Mi raccomando, lascia che le liberi. Adesso facciamo vedere una cosa. Adesso, ma puoi darmi un attimo una metterla in quadrato così facciamo vedere una cosa. Dammi, stai tranquillo. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa. Vai. Se lei è contenta, glielo chiediamo adesso. Ok. Ok. Se sei contenta che siamo, se siete contenti che siamo qui, allargatevi le bacchette e abbracciatevi. Potete darmi un abbraccio, ve lo dico io, non c'è problema. Hai sentito anche te qualcosa dalla scala? Vai, allarga, se vuoi abbracciarmi lo puoi fare, non aver paura. Non aver paura, puoi abbracciarmi.
Beh, così non è un abbraccio, eh? Dai, che energia ce l'hai? La sento io dal pacchetto che hai energia. Tutto qua? Non è un abbraccio questo. Sei ancora diffidente. Lo percepisco anche dalle partite che sei diffidente. E anche te hai provato a fare il mio stesso test di prima? Sì. Guardate, guardate, adesso sta allargando. Allora, se sei contenta e ti piace, guarda, 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 guarda. L'ha fatto lei, e sta spingendo verso le, guarda, sembra come una cosa leggera che ti spinge, è indietro le bacchette proprio. Ok, grazie. Adesso sì sei stata brava. Me le puoi rimettere dritte, per cortesia? Così posso salutarti con queste. E dai, adesso non ti intestardire a volermi tenere abbracciata, vero? Guarda, guarda, guarda che roba. Ci ha risposto benissimo. Ti ringrazio di cuore. Adesso metto a riposo le bacchette, ok? E io ti faccio un altro regalo. Siamo Vediamo qua e che adesso ti fa il qualcos'altro. regalo Mauri, perché sei stata bravissima. Un regalo che a te piace. Regalo a lei o a Ok. No, all'altra io devo subire in poche parole, per capire. Bella. Maria Santissima Benedetta Vergine. Facciamo Ouija? Facciamo Ouija, quell'altro è tutto bello contento. Sì. Anche per la vostra... Non andate in trance, vero? No. Mi raccomando. Ah, se capita entrambi, detto Posso schiettamente, venire vicino a te. No, detto schiettamente Tom, mi raccomando. è tranquilla, se capita entrambi si è fottuta. Ecco, Detto schietto. no, guardate che io lo meno Thomas stasera, giuro. Dettagli. Sì, appunto. Che cazzo che... Allora, la pila. Vuoi farla vicino alla candela? Madonna Santissima Benedetta. Lì. Allora, loro sono là, Occio. Io ragazzi non mi avvicino là, ve lo dico. Non vi sognate che io mi avvicino là perché neanche per le due coppe. Direi che da farla. No, io vi guardo, vi lascio, vi guardo da qua. Vi guardo da qua io. Non ci penso proprio. No, non ci vado là. Capito? Non insistete che io non ci vado. Non mi posso avvicinare alla Ouija. Dopo guardiamo ragazzi perché adesso sto guardando. No, adesso non ci mettono. Muovi la candela verso destra. Grazie. Fammi allungare la candela. Con la scrittrice. Ce l'ha con la scrittrice. Continua a dirlo ragazzi. Non comunico, ha detto. Secondo me dovrai comunicare alla fine con loro, ma non con me. Ah, devo portarvi vicino anche a voi però. Aspetta. Adesso vi porto vicino ragazzi. Un attimo. Su questo Però io non mi avvicino del tutto, io ve lo dico. Ok. Mi hanno sacrificato. Ehi, Madonna. Eccolo lì. Adesso vi faccio vedere. 30. Cosa ha detto? Sola. Ho detto ti hanno sacrificato sola. Solo lei? Cosa ci puoi dire di più?
Torai. Aiutare come? Sono le Sono le... Lui sa chi? Secondo me intende te. Michel. Michelle. Ha detto Michelle. Ha detto so. In che senso? Michael, mio figlio si chiama Michael. Però non penso che sia Michael. C'è una primera. Io ho avuto problemi di cuore. Soffro il cuore. Il padre o l'entità? Su questo. È su questo. No. Colui che ti ha fatto del male soffre di cuore. No. Chiedili se sono io. Ha detto lui però. Prova a chiedergli se sono io, perché io sono qua. E Moira. E poi ha detto guardati. È la mia pancia questa. Alla? Che vuol dire la... Al. Ha detto Al, quella là. Ah. Lì cos'è che è scritto? Capitolana, Laura. Laura soffre di cuore. Uno. Uno. La madre, Laura, o la bambina? Eddie che... Laura era la bambina. Allora Eddie è in grado di dirti, ti ha detto scorrere. Su questo. Scorrere, ha detto Eddie. Scorrere. Mm. Sai che il ragazzo di oggi, che il suo ragazzo e il suo compagno vede anche parla, comunica. Sì. Ha detto scorrere. Scorrere. Mm. Laura era la bambina, se non ricordo male. Mi ha detto così. Sto parlando con la mamma o la bambina? Io la pesantezza adesso, ragazzi, inizio ad avere. Nel respiro. È adulto, sì. Pietro, non è la bambina. È un uomo allora. Un uomo. Ha ragione, allora l'ha detto anche Eddie, anche altri qua. È un uomo. Eri il suo papà. Ha detto che è la quarta volta che si affaccia vicino alla porta. Qua? Sì. Cioè lui non sta vedendo il monitor adesso, però ve lo sta dicendo.
Eddie dice non mi piace, probabilmente c'è qualcosa di pesante. Serata del... Serata del... sta dicendo qualcosa, serata del e non capisco. Ma tu lo vedi, ha scritto sulla tavola. Cosa ha scritto? Ma tu lo vedi. Lui li vede e il ragazzo qui ha detto anche lui alla porta 4 volte. La porta lì probabilmente. Te quanto sei con braccio? Ti sta tremando? Le vie Riyadh. Le vie di Oto, una roba del genere. Sì, probabilmente è un po' arrabbiato secondo me. Fammi uscire, fammi uscire. L'ha chiusa? Ok. Rimetto normale ragazzi. Però c'è una frase finale. Vedete la bambina è lì e lui si è messo lì per quello, vicino alla bambina. C'è Mauri che non sta bene, un attimo. Sei a posto Mauri? Tutto bene? È sotto. È sotto. È nei sotterranei? No, ho capito. Vedete che non era fatto un cazzo. No, non la rifai, lo dico. No, non rientrare Mauri perché sei troppo debole. Aspetta. Un attimo e basta. Chiaro? Ok, vi rimetto qua perché gli strumenti sono lì. A posto? Allontanami quella cosa da me per piacere. Non ho aperto nessuna porta, mi ha detto un nome che non dovevo dire. Puoi dirlo, Mauri? No, È un nome dell'oscuro? no. No, no. Ok. Ti ricordi, vero, che devi sgomberare la mente? Puoi toccare la candela, per favore? Tocca la candela. O spegnila. O spegnila. Sentito? Un altro tonfo di Da là. quella porta lì. Da quella porta lì. Sì. Comunque sicuramente nel video perché ha un buon microfono quel telefono. A posto. Si dovrebbe essere sentito. Ha fatto un rumore. Se non in live nella registrazione si dovrebbe essere sentito. No, ma si è sentito, cioè. Puoi spegnere la candela per favore? Mi avvicino io alla candela e alla salva della bambina. Quello è un antitrutto. È un antitrutto quello là. Di una macchina. Guarda, guarda la candela. Puoi provare a spegnerla. Brava. Se sei qua vicino me la muovi a sinistra. Il più possibile. Dimmi Tafi. La candela sta girando ruotante. Guardate se non trovo un po' più grande. Ragazzi, la fiamma ruota. E orario. Adesso si è fermata. Ha ruotato orario. Quindi vuol dire che tu stai bene qui. Se sì, mi fai ruotare ancora orario la fiamma. Guarda, guarda.
Falla ruotare orario. Visto? È fatta ruotare orario. Stesso orario. Con la torcia non si vede tanto bene. Se vuoi portarlo qui, telefoni. Allora, tu mi devi dire, facciamo così, Mike. Lasciamo la candela così. È vero, meno luce c'è, più si vede. Parlaci tramite la candela. Tu sei il padre, se sì, ruotala orario. Guarda. Visto? È inquadrata la... È inquadrata. Mentre stavi facendo una domanda, comunque hanno camminato lì. È dato qualcosa di là? Ok. Passi, Ah, passi di lì. così. Alla ragazzina è stato fatto qualcosa qui? Se sì, ruotalo, spostala a sinistra o a destra. Sì, davanti a me, facciamo così, sì davanti a me, no, sinistra o destra. No. Vedi? Mi sta indicando di no. Ok. La ragazzina è ancora qui dentro, l'entità, l'anima della ragazzina? Se è un sì, ricordati avanti e indietro. No, sinistra, destra. Sì. Vedi Mauri? Che va avanti e indietro? Cioè va così. Se è così è un sì, perché noi dobbiamo testarla di fronte, non la candela. Se è un no, sinistra, destra. Deve fare. Ok, grazie. Ha detto di sì anche la Spirit Box. Ok. Prova a fargli la domanda e gli dici sempre sinistra o destra se no e davanti dritto, avanti indietro se sì. È come il pendolo, queste parole. Entri in connessione come il pendolo. Era tuo padre quello che mi ha risposto prima? Sì, Mauri. Si piega in avanti, vedi? È lui che ha fatto la seduta. No. E perché ha detto quella cosa alla fine? Però indica di là, quindi è sempre diretto alla ragazzina. Era un padre autoritario, quello della ragazzina? Sì. Chiaro e tondo. Mhm. Quindi era un patriarca. Era un padre patriarca. Sì. Da su. L'avete sentito anche voi? Chiedi in live se l'hanno sentito, perché poi era forte. L'ho sentito da su. Ma anche loro l'hanno sentito. Sento il balcone. Da su. Avete sentito un tonfo voi ragazzi lì in live da me? Affermativo. Hanno detto affermativo. Cosa? Affermativo. Allora l'abbiamo ripreso anche nel video, ragazzi. C'è anche nel video. Ciao Violetta. Allora, beh, l'RF è normale, ragazzi, che suona perché siamo qua vicino, vero Thomas? Allora, io e Mauri vogliamo capire una cosa. Chiedi pure, Mauri. Io fai tutto l'ora. Ok, vediamo. Sempre con la candela perché non ho il pendolo dietro, quindi non posso connettermi con te col pendolo. Quindi mi lascio guidare dalla candela che hanno messo Mauri e Thomas. Guarda, guarda, guarda che fiamma, è cresciuta la fiamma. Ok. Io sento del tipo dei brividi di freddo. Sei qua vicino? No. Vedi che fa così? È un no. Perché
la ragazzina è qua per qualche motivo? Sì, visto tu risponde benissimo. Sì. Altro che strumenti, ragazzi, qui sta andando una candela normale, Esatto. Cioè, Fa con quello? sì, perché prende energia dalla candela, quindi, e si sente più protetta probabilmente. Tu rispondi tramite la fiamma della candela perché ti senti più protetta o protetto? Sì, confermato dalla Spirit Box e anche dalla fiamma della candela. Però non sfugge un particolare. C'è qualcosa anche a me che lo sento incompiuto, cioè, non ce lo vogliono dire. No, più che altro, come posso dire? Allora, è come dire, vai in un campo minato, Mm. ma non ci sono mine. C'è un qualcosa che non quadra lì. Ed è tutto troppo calmo. Oltre a quello, transito del diavolo, c'è una cosa che non... Tra poco arriva l'orario mezzanotte, Quanto manca? O ci siamo già? Poco. No, ci siamo già, ho idea. Aspetta, che ore sono? Mezzanotte 2. Siamo giusto nell'orario, ragazzi, entriamo nel clou adesso. Il 3 sarebbe l'orario più... Gettonato, perché alle 3:33, se non Esatto. sbaglio, avevano ucciso Cristo. 3-3-3. Puoi parlarci con la candela? Io metto. Io ho capito, io ho detto. Puoi ripetere se hai detto io, ho detto io metto. Vogliamo riparlare con l'uomo? C'è l'uomo qui dentro? O per meglio dire c'è qualche segugio particolare, Ti ha chiamato? per non dire altro? E te l'ha disconnessa. Io Appena... E non dovrebbe andare in stand-by. Non è andato in stand-by. È incassato qualcuno. Senti che è qui, ho il brivido. Le opzioni sono o è l'entità che finora ha fatto il vocione, che ha appena chiamato lui tramite com'è che si chiamava il REM. Tramite il REM che gli ha appena disconnesso a cassa, o detto scrittamente Belzebù. Perché vedi che questa sta ancora andando? Ha disconnesso la sua. Comunque non è che siamo attaccati ai telefoni, sono No, Dio, potrebbe essere che il mio interferisce. Allora proviamo a far così. Lo chiamava Mauri. Device is connected successfully. No, io te ne ho sentito bene. Ok. E ti siete meglio Qui me. siamo lontani dagli strumenti, ragazzi. Siamo lontani. T'ha voluto da Quello lì è pensare. l'RF, quello lì, che si vede in penombra. Eccolo lì, l'RF, ecco quanto siamo distanti. Qui siamo all'incirca, adesso vi faccio vedere, infatti il pod si è quietato, vero? 1, 2, 3 e 4. 4 metri. E il REM pod non sta andando proprio. No. Neanche Però la no, cosa che fa strana, è acceso, parla l'entità cattiva, ti avvicini tu e suona. Io Mauri che sia qua dovrebbe suonare. Ma infatti anche là io non... È quello che fa strano. Adesso è sull'arancia. Il È RF. quello che fa strano. Guarda. Prova a metterti lì dal telefono per favore che voglio vedere una cosa. Siamo vicini solo io e Mauri, verde. avvicinati qui. Perché ho il coso dell'app, aspetta. Ah, ok. No, aspetta, Prova a proviamo vedere. così. No, però può farlo perché No, esatto, aspetta. prova a vedere. No, non c'entra niente, guarda. Ti avvicini tu e diventa rosso, sull'arancio adesso. Vero? Solo se siamo io e lui qua. Ragazzi, sotto il telefono il marsupio, non ce l'ho qua. Guardate, non ho niente. Cioè, guardate, stropiccio anche così per far vedere, cioè, dovrebbe essere solo degli strumenti, dovrebbe vedersi la tassa che si ferma. In teoria sì. A meno che non c'hai le tasche nascoste. No. Però io le rette lo proverei a puntare al muro. No. Perché ragazzi, secondo me se c'è qualcosa qua, proviamo a metterlo qua. Sì. Ok? Guarda.
impazzisce quel Guarda muro. la candela. È tutto agitato. Guardate, è tutto agitato. Mauri è là, ma a una distanza di 2 metri quasi. È in casatello, eh? È in casatello. Ti calmi un attimo, per favore. Ehi, ti calmi un attimo. Provate a allontanarvi un pochino anche voi lì. Tipo qua. No, col telefono, Mauri. Ma fa strano perché l'aveva fatto prima. Esatto, era qui, non lo faceva e là l'ho fatto andare. Beh, quello lì non è collegato. Lo fa. E questo è giù, eh? Perché fai così? Non c'è elettricità qua. Vedi un po'. No, non cede. Perché fai così? No, non cede. Io ogni tanto controllo anche di là. No, fai bene, fai bene. Le palline sono tutte lì. Guarda. No, quello lì è questo. Proviamo a metterlo? Prova a mettere vicino al muro lì. Guarda, sotto i piedi dove c'è la sagoma dei piedi. Se no. Prova lì che vediamo. Adesso è stato Thomas perché sta mettendo giù la pallina, ragazzi. Vediamo se si muove da lì. Adesso si è fermata la pallina. Dunque Mauri di là e io sono di qua. Vedete, no? Dov'è Mauri? Adesso si vede meglio senza. Allora Sandro, è come se avesse la mano sulla pallina adesso. È come se fosse piegata sulla pallina. Ti sento, ha detto. Eh? Ha detto ti sento. Cos'è che senti? Ma continua a non inquadrarmi le cose, però. Fai spostare Mauri, dice Eddie. Però no, ma non è Mauri sull'apparecchio, perché anche prima mi sono avvicinata io e non avevo neanche il marsupio dietro e diventa rosso. Se tu arrivi, suona anche. Guarda, io non ho niente, ragazzi. A parte il RedPod, che il RedPod può suonare. Guardate. Vedete che così lo vedono anche i ragazzi di Mauri. Sì. Adesso mi allontano. Ha detto qualcosa ma non ho capito. Tipo occhi, mi sembrava. Toccalo di nuovo adesso. Tocca l'RF di nuovo, o la pallina, quello che vuoi. C'è il RedPod, c'è un K2 che è fermo, comunque il K2 è vero, è fisso sul verde. Affermativo. Ok. Se siete stati voi a fare dei rumori poco fa, fallo diventare rosso l'RF, visto che stai toccando quello. Fallo diventare rosso. Sta provando, guarda. Eccolo. Adesso l'ha fatto per un attimo sul rosso. Quindi è una risposta sì, praticamente. Però in tutto ciò, come ti ho detto, non inquadra la storia di sé. Esatto. Non inquadra nemmeno la storia. Puoi mantenere la candela dritta, la fiamma. Sì, ha detto. Sentito? Di nuovo. Dalla porta. Sì. Dritta, più dritta. Ma quella testa lì dovrebbe essere che da fuori. Ok. Se fosse qualcuno comunque bussava. A dire Come possiamo aiutarti? Qui siamo al primo piano, però, vero? Ed è là. Ed è lo. Non so cosa intenda. Guardate come calmo l'RF adesso. End of love. Hola, ha detto. sta copiando come per l'unità principalmente. Sì. Imitano. Però End of Love comunque sarebbe tipo, se non sbaglio, Io ho dietro al collo infreddolito, mi tiro sul cappuccio perché
So che ho meno visibilità, ma io ho troppo freddo al collo, ragazzi. Sento il collo ghiacciato dietro. Sei sempre andato. E che dietro c'è il canale Reiki, era. Dietro il collo c'è il canale Reiki, dove io ce l'ho aperto. Ah, ok. Mm. 10, 10. Ti voglio bene. E ha detto 10 qua. Cosa vi fa pensare quel 10 a voi? Ti voglio bene. Allora. Ancora? Ce l'avevi con me. Allora è un'entità che ti conosce già da tempo, questa qua che sta parlando con te tramite radio. Probabilmente lo segue. È un'entità, Mauri che ti segua. è un'entità benigna. Sì, lo sta proteggendo da qualcosa. Ti ha detto end of love prima, che sarebbe tradotto, se non sbaglio, comunque alla fine di qualcosa. Tipo, Probabile. Sei femmina o maschio? Prova a fargli la domanda se è femmina, vediamo cosa risponde la candela. Mi sono messa poi di nuovo per vedere. Comunque è agitata. Se sei ferma la candela per favore. Guarda come fa. Ferma la candela, per cortesia. Ginevra ha detto. conosce il Ginevra? Sì. Aspetta. tecnologia, La magia. Ginevra, il bambino che ha salvato nell'asilo. Esatto. Allora era la bambina che sceglie. Forse sei affezionata, però non mi fa del male. No. No, è... Sei la bambina che Mauri ha salvato nell'asilo? Sì, è un sì comunque. E perché sei qui? Sei qui per proteggere Mauri? Sì. Ti ha detto di sì? Guarda che andare impazzita te ne se ne andata. Vuoi che Mauri ti stia vicino? Guardate una cosa che non ho ancora tirato fuori il crocifisso al collo io però, sono dentro. No, no, sono dentro qua. Ah, ok. Lo so che ti dà fastidio quindi non ho No, ancora fai tirato fuori. Va bene. Ma anche perché visto il luogo, direi che non è il caso che io lo tiro fuori, Esatto. capito? Oddio, se serve per fare accadere qualcosa. Poi. Ma guarda, adesso io non ho niente dietro, cioè... Hai il crocifisso. Ho appena realizzato appunto pensandoci un attimo, cazzo, tu hai il crocifisso. Sì, ma non lo posso togliere. No, no, appunto. Tu sei della, a differenza di Mauro, tu sei della luce e c'è il crocifisso addosso. Ecco perché non mi attaccano. Io quella volta che eravamo io e lui in una casa e fa credente l'entità, perché io c'avevo una croce, però non era una croce cristiana, Mhm. era una croce demoniaca, detta schiettamente, con tutti i teschi. Quindi il tuo crocifisso ti fa effetto, anche se probabile. comunque non c'era in mostra, viene da pensare. La bambina, ti chiedo una cosa, rispondimi però per cortesia. La bambina è ancora qui? Ti sta seccando la luce? È ancora qui la bambina? Vuoi dirmi qualcosa, Ginevra? Sì. Cosa? Ha detto di sì. Oh, ti ha detto dimentica. Poi dopo gli ha dato conferma come se fosse incazzata, hai sentito lo stesso da su. Ci ha dato un pugnetto qualcosa, un tronco piccolino. Quando parli che ti incazzi e fai così contro il muro, Non vuoi che Mauri ti lasci andare? no. Non era riferito a quell'argomento lì secondo me. Dimenticala, non dimenticami, dimenticala.
Sì, qualcun altro che c'è di dimenticare la bambina. Cioè, No. come lasciarla perdere. È la bambina che gliel'ha detto. Ah, E comunque dopo è capisci ancora, subito. guarda. Secondo me il crocifisso che gli fa effetto. E io non me lo tolgo, No, no, te tienilo. non posso assolutamente toglierlo, però gli dà fastidio, sì, probabilmente. Ok, calmati, fermati. Fermati un attimo. Ferma l'RF un attimo. Togli la mano dall'RF per favore. No, non le posso No, poi paro e te dei piedi, no di roba. Poi questa funziona ancora molto bene. Cavolo, È andata male. quello è vero. So, ti ha detto. So, ti ha pure risposto. A voi piace la luce? Vi piace l'oscuro? Vediamo cosa risponde, visto che viene definito così questo posto, no? Vi piace l'oscuro? No, io non sono dell'oscuro, Forse perché è maglia nera. Perché ho un cappuccio forse. Esatto. No, aspetta, guardami bene. Io non appartengo all'oscuro, ok? Questa era la differenza. Vuoi dire qualcos'altro? Pianoforte, cosa non buona. Mm. Cosa ha detto? Siete in pericolo. Siamo in pericolo. Mi ha spento la luce. Aspettate, proviamo a stare così un attimo, c'è la candela. Più potere di così, Sono già pronta io. appunto, Ho il rem acceso. ti accendo la cassa. No, no. Perché comunque adesso schiettamente, facendo un rapido conteggio, la candela gli dà energia. Esatto. Guardia, Io sono la guardia. facciamo entrambi i corpi. Lui è un guardiano, è diventato Mauri. Lui aveva, per via di quello che riesce a fare. Mm. Quindi, va tutto a parte sul lavoro. Allora, lui si è evoluto come scuro, io come luce non ancora. Viaggio. È un viaggio tipo serale probabile. Quello che avevi fatto con la bambina, in teoria. Beh, non ti ci mettere a fare Mauri, mi raccomando, era. Quello che mi avevi raccontato con la bambina. Arrivo. Vediamo che dice. Lira, è arrabbiato, Lira Mauri è E acceso la arrabbiato. luce e ha detto io però. Mm. Cosa vuoi dire? Maniera. In che senso? Ciao Cesare. Maniera. Scusate, ha detto una parolaccia, lasciate perdere. Quella siciliana, Ah, ok. Non si dicono le parolacce però, Fa il bravo. Ridurre in maniera. Cesare. Cos'è che ti dà fastidio? Cesare sta buono che non c'è niente a aver paura, Fa il bravo. Dicono rituale, Francesca. Francesca dice rituale, ma a me non sembra. Però è incacchiatello, perché guarda, è incavolato un po', ragazzi. Cioè, Sei ancora, Terry?
Operazione. Ma operazione intendi quando ha partorito la mamma della bambina? Potrebbe Ci sono essere. vari significati però. Sì, però una volta i patti erano più venivano spesso in Italia. Cosa ha Principio. detto? Principio. Ecco. Però bisogna collegarle secondo me un attimo, perché comunque ha detto guardia. L'operazione può essere Ma anche... voi siete fermi con le braccia, vero? Ah, Io sì. io so. Infatti c'è un'ombra lì che fa di fianco alla sagoma della bambina, c'è un'ombra che fa così, tipo. No, ma non sei tu. Bravo. No. Ancora, non devi dire le parole per favore. Smettila. È scarsa questo. Ho sospetto che stia facendo lo spiritoso lui, dopo un bel po' che è stato zitto, non sono fatto sentire, adesso riprende. Più che altro guardia. E sempre quando siamo in indagine, notato ultimamente. Però guardia, operazione comunque. Terra, vero? Guerra. Guerra. Operazione vuol dire anche missione. Sì. Sono in un'operazione segreta, ad esempio sono in una missione segreta, l'esercito militare. Come si diceva quando venivano, no, non trattati le cose. No, cioè, come si dice quando? Bambino. Al fronte. Invadevano. Sì, vedevano il territorio nemico comunque il territorio ostile. Andavano in un'operazione territorio ostile. Sto pensando a questo io. Notizia, quale notizia hai? No, mi viene brutto da collegare un attimo. Cioè? Notizia, operazione, guardia, uguale. No, prendi il K2 prova a metterlo là, Secondo guarda, me- dalla parte di qua, perché c'è l'RF, la pallina, dove c'è il tubo lì. Ok. Vedi là, lì. Giusto per capirne, perché voglio vedere se ha attività anche quello. Vendere? Vendere. Ma guarda che pazzesco, l'RF è l'unico che va, guarda. E la candela punta il muro dove c'è la sagoma, vedi? Sì. Loro stanno cercando di indicare qualcosa dove c'è il muro. Guerra, vendere. È venire e stavo andando verso il muro della sagoma. Cosa voleva? Occhio. Cosa vuoi fare? Alfa. Capito? Cioè, proprio quello come se tu avessi detto vaffa. Esatto. Ah, Privato. devi entrare tu in connessione con lei. Mettiti lì, esatto. Beh, quello è normale, ragazzi, è Mauri. Mauri, ti devo mettere un attimo la luce perché sennò non ti vedono. Bionda. 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 La bambina potrebbe essere stata bionda, magari. Aprire. No. Aprire vuol dire che vogliono che lui entri in connessione, ma Ma questa qua secondo me non è più la bambina. no. Tipo, guarda l'altezza di Mauri e guardate l'altezza della sagoma. Sinceramente a me viene da pensare altro. Ricordo. Guarda, facciamo così, così lo vedete bene. Ok? Cos'è? Cosa ho detto? Avevi aperto qualcosa. Dedicare. Devi dedicare qualcosa a loro. No, secondo me aveva dedicato un suo ricordo. Aveva aperto dedicando un suo ricordo. Sì, può essere. Comunque i telefoni sono lontani, l'RF continua. È fissata con l'RF. Cosa senti alla mano, Mauri? Altro. Quindi no, non hai dedicato. Stai entrando in connessione con Mauri? È un sì comunque, perché anche l'RF quando va sul rosso e suona vuol dire che ti ha dato una risposta. Quindi è un sì. Volto. Dov'è il volto? Indica.
Fallo con la mano di Mauri. Tocca la mano di Mauri. Porta la mano di Mauri, ecco, porta la mano di Mauri. Coraggio. Non guardate me. No, sto pensando. Ecco. Non guardate me. Aspetta. Comunque io qua mi sento a mio agio, Ritorno. Io qua mi sento a mio agio. Ritorno. Te cosa stai pensando? Aspetta, voglio vedere se è la stessa cosa. Connessione intendi. Più che altro non mi chiedo per un motivo. Antico. Antico. Un ritorno antico. Fatalità tu Mauri sei all'altezza della mano di lei, della sagoma. No. Parere. La pallina è ancora qua, Però comunque il fattore è operazione, guerra, guardia, Viaggio. viaggio. No, tra l'altro da lì è appena in pendenza con la pallina di rosa, quindi se non si è mosso da lì, se si muove vuol dire che l'ha toccata lei. Iniziare. No. Eh no, ragazzi. No, aspetta un attimo, perché comunque se tu colleghi guardia, guerra, operazione, chi più ne ha più ne metta, comunque vuol dire che devi combattere. Mauri dice che dicono che dietro te c'è un'altra sagoma, dice Eddie. Probabilmente è Francesco che parla tramite Eddie per dirti. Iniziare tranquillo, allora c'entra qualcosa col fattore di guardia, di guardiano. Operazione, La guerra interiore. Titolo. Titolo non vorrebbe dire appunto comunque metà, cioè non metafora, come cavolo. Io sono appena stato passato di grado. Ecco, te lo stanno dicendo allora. Cosa? Fammi vedere un attimo Thomas qual No, al cazzo, morire. No, quello del pito, capito? Morire. Aspetta quindi, scusate, ma io mi gratto un attimo, Dolce. Una morte dolce. No. Niente minchiati. Mauri, prova a metterti un attimo qui, all'altezza qui per sta poco col telefono. Solo per vedere una cosa se... Oddio che aria fredda qui adesso. No, a me viene da pensare. No, ma mi è arrivato un colpo di aria fredda qui, Figura. vicino a me adesso. Te dopo mi stai attaccando quando usciamo, che ti tengo d'occhio. No. Io quando usciamo sono in mezzo a voi due. Non ti pensare a lasciarmi dietro per ultima, che questo se mi tira mi... No, io adesso vado a controllare una cosa, sono masochista. Perfetto. Sopra. Devi andare con la luce del telefono, dai. Allora, guarda, c'è scritto sopra. No, veramente, c'è la porta chiusa. Allora, se sentite un bestemmione sono io. Tranquilli. Comunque la porta è rimasta aperta, giusto? Era aperta prima. Era C'è scritto aperta. sopra? Esatto. Uno fa sopra. Comunque era aperta, la porta è rimasta aperta, cioè l'abbiamo tutta aperta noi. La cosa più strana è che comunque è sopra. Mauri, non l'ho chiusa di sopra. Ah, Non l'ho chiusa di sopra qualcuno. avevo chiuso. La porta è aperta, ma quella lì fa presto anche a chiudere se c'è qualcuno, hai capito? Vedi? Niente. Non c'è nulla. Che ha detto? Che ha detto? Che ha detto? Non ho capito. Comunque sopra, cioè, basta che vedi dalle scale, che appunto lì è sicuro la zona,
fatto così un attimo, che ho illuminato su, mi sono sporto così un attimo a controllare, non c'è niente. Però sopra. Ha detto sopra prima. Dopo morte, dolce, figura. Quindi Inquadra Mauri, sì, inquadro anche Mauri. o comunque è della serie Eccolo lì. una figura e rischiate, o che... Cioè... Sto provando a pensare un attimo che cazzo potrebbe voler dire. Ma l'RF non lo vuole lasciare stare. No. Non c'è verso. Appunto, cioè, fa strana la cosa comunque. E la pallina, se noti, non è proprio sul piano, però è ferma là. Esatto, sì. Cioè nessuno la sta rotolando ed è un bel po' che è ferma lì ormai, saranno 5 minuti. E non rugola indietro, cioè noi diciamo rugolare a Verona vuol dire non va indietro verso di qua, resta ferma lì. Una rotola. No, non rotola. Però comunque fa strana la cosa che dovrebbe essere del diavolo e tutto il transito del diavolo è zero. Poi partono le frasi guerra, operazione, guardiani, tutto. È lì affiancato a Mauri, dice Eddie. Sarà, ripeto, Francesco il suo compagno che te lo dice. Confermi, Eddie? È Francesco che lo sta dicendo. Hai sensazione di pesantezza, Mauri? Hai sensazione di pesantezza? No, sto cercando di non farmi connettere con loro. Sta facendo resistenza, Mauri. È Francesco che ti sta parlando quando ti dice le frasi qua da me. Io ogni tanto sento un'aria fredda qua dietro la schiena da me. Intorno anche al collo, per dirti. Quindi girano. È come un'aria ghiacciata. Ma non può andare poi, ho detto. Lori, buonanotte, se vuoi. Perché facendo un piccolo recap, Dice Francesco che è infastidito da te, Mauri, quell'entità. Forse perché voleva sfidarmi. E che tu sei ancora un po' basso, come... Sei ancora via con la testa un po', capisci quello che voglio dire? Sì. E loro lo sentono. Cercano di attaccare Mauri, perché è il più debole stasera a livello... però non hanno capito che prima di attaccare lui devono prendersela con me. Eh. Quindi non so quanto gli convenga. Ma se rifà, ha detto. Si rifà, Che cosa se rifà? si rifarà su di me. No, ma se rifà è come se dicesse un avvertimento di non rifare qualcosa. Tipo la minaccia, che prima di pigliarsela con lui se la pigliano con me. No. No, stanno cercando di non farlo concentrare per il momento opportuno di entrare. Mauri, proviamo a far salire Francesco un attimo qua e ti dice quello che sente, che forse ti è un aiuto in più. Eddie, può salire Francesco un attimo tramite te in cam? Anche con la tendina come voi, così gli parli, gli comunichi a Mauri. Io vi metto di qua, ragazzi, che si vedono anche meglio, Mauri. Oh signor, oh, sono a 5 km, 5 metri di distanza, praticamente, non è possibile. Insomma, mi tocca abbassarlo, ragazzi, perché troppo alto non riesco a... È incazzato? È incazzato, guardate, si sentiva... Non mi connetto. È inutile. Non si connette, basta. Finitela. Guarda, guarda, l'ho abbassato, No, puoi scrivere, non ti preoccupare. Se c'è qualcuno che infastidisce di Ma ragazzi, io lo sto abbassando a un quarto adesso. Guarda. Guarda. È infastidito. Com'è? Guarda, guarda, dimmi com'è. No, guardami il segnale sopra. Com'è? Il segnale sopra della rotellina. Segno della rotellina. È un po' più di metà, vero? Un poco più. Sì. Io. Non è neanche da No, dire... neanche. Scusami, è qua.
No, parte da qua dal tuo piede, no? Ah, Ma ok. è poco più della metà. La metà è l'antenna. Eppure è incazzato. È incazzato, ragazzi, non c'entra niente, non è nessuno che lo sta... È incazzato lui. Allora, volevo sapere se Eddie può salire. Ah, ok, dice Francesco che preferisce non comunicare a voce, però ti dice le cose, ti aiuta a capire. Io sono qua e lo leggo, quindi ti dico quello che mi dice. Ma guarda te, ma delle robe. Scusate, Vabbè, mi sembra strano che non... Oh. Ma guarda, è ancora meno, Vanno a posto. Sì, perché non è possibile. Mettiamo a metà, adesso è a metà, guardate, è a metà. Questa la togliamo se per un attimo, se no gli vado a pestare addosso e me la rompo. Si è quietato, Si è quietato, no, sta riprendendo. È qualcosa. C'è qualcosa, infatti ha appena fatto un rumorino là verso la porta. Uno se vuole entrare deve entrare stile SWAT, la deve buttare su. Sì, guardate, il portone è spesso, però non continua col portone. Però Marina, oltre che il portone spesso lei fuori, c'è l'altra porta dentro. Mm. Quindi comunque la devi buttare su entrambe. Mauri sta guardando la stessa stanza che guardavo io prima, quella lì delle panche. C'è qualcosa là dentro, nella stanza delle panche, secondo me. Tra l'altro ci sono due stanze che fanno così. Però sono bloccate. Sì. Sì. No, non è che sono bloccate, è questa da questa, Thomas, guarda. Ah, ok. Questa? È conducibile, ok. È collegata a quella lì. Sì. E l'altra? Su qua, ragazzi. E l'altra è quella stanza là. Ed è collegata Vedi a la quella? porta là? Sì. Ok. Qua, io qui sento ancora più corrente, prova a qua vicino, senti. Sì, Vero? Un po' da Freddo, aria fredda. È là, ha detto. Chi è là? Fagli capire chi c'è là. È proprio quella stanza lì, vero? Quella di fianco a Mauri? Sì. Ti ha appena detto di sì. E che vuole da me? È un tranello, Mauri. Se vai là dentro è un tranello. Ce l'ha dentro lui. Percepisco là dentro, cioè, fin dall'inizio che continuo a dirlo lì dove c'è le panche. Sì, è tutta sera che io lo sento, che c'è qualcosa lì. Perché vuoi connetterti con me? Dice Francesco che ti vuol far provare sensazioni brutte. Cioè, totalmente diverse dalle altre, Mauri. Vuole far riprovare la... No, percepisco del pericolo lì dentro, cioè non deve andare. Lui? Loro stanno cercando di portarlo lì dentro, ma lui non deve andare. È vulnerabile stasera, Mauri, quindi non deve andare là. Lui no, io sì. Tu no, ma lui cerca di puntare Mauri, sta cercando. In tutti i modi. Se entro io dovranno prendersela con me, non con lui. Comunque lo stanno sfidando. Perché sanno che comunque quelli di sfidare gli vuole far capire che comunque non hanno mi scusa però vabbè. No, sto cercando di trovarti, non fai entrare, guarda la candela.
lasciate perdere. Io ho i battiti del cuore a 104 al minuto. Ho fatto i calcoli per 15 secondi. Io ho una scarica di nervosismo. Perché si fa il calcolo di 15 per 4, no? Moltiplichi i 15 secondi di battiti per 4 volte. Ah, ok. Quello che prendi da qua, la saturazione qui al polso. E ho 104 battiti al minuto io. Io ho una scarica invece di nervosismo serio. Cioè, nella stanza. No, perché adesso vogliono prendersela con te, quindi io uso la tattica. Sì, non entrare perché ti puoi sentire male, dice Francesco là dentro. Io? Lui. Lui? Tu. Io? No, Mauri. Ah, ok, Se adesso- entra, no, perché se entra là ti senti male. Ti fanno star male, Mauri, se entri là tu. Vedi che con Thomas non hanno reazione? Con te non hanno reazione, vogliono lui. Perché vogliono prendersela con lui. Perché è vulnerabile. Lui in realtà non ha la testa, il fatto è questo, che lui non ha la testa sgombera del tutto ancora. E loro lo sentono. E quella è la parte più vulnerabile sua. Loro sono codardi. Se la prendono sempre con quelli più vulnerabili. Per quello che voglio arrivare al punto di sfidarli. Invece che prendersela con uno che tiene testa, vogliono fare Di scena. lì. E di lì. Di là. Da dietro di te magari. Andiamo bene. Cioè, perlomeno io sono... Non toccare me. Guai a te se tocchi me. E fu così che il tranello per colpire magari. No, No. non riesce a toccarmi. Vabbè, il crocifisso. Sì, non può farlo. Si vede il viso, hanno detto. Prova a venire qua, Thomas, intanto che vado a mettere a posto questo controllo ai 2 monitor. Tieni così, così si vede, perché vedi se fai così non si vede niente da lì, ok. invece se lasci verso Mauri si vede tutto. Ha detto Eddie che si avvicina a te per farti capire che è presente. Cosa? Ha detto Eddie che si avvicina a te per farti capire che è presente. A me? Sì. Ma infatti io stando lì, lo senti anche tu lì? C'è un'arietta Io sono freddina tranquillo. alle spalle, non senti un tipo un'arietta ghiacciata, freddina? No, Quando io mi metto lì la sento, infatti vedi che continua a fare così. io Perché solo la la, sento. io solo la scarica di nervoso quando sono lì. Guarda, quando l'ho abbassato è calma piatta. Perché non parlano più alle spiriti sospetta? No, no, è accesa, guarda. Eccola, vedi, stavo per andare a aprirla, si è accesa. Tutta, cioè, va. Perché non comunicate più? Comunicate. Dimmi. Cosa? Non schiacciatelo. È un... come chiamate voi? Un Scarpaccio? No, proprio uno Scarabelli. No, neanche, è più piccolo. Perché non schiacciato? Il papataccio mi sembra, non è il papataccio, aspetta. Perché non schiacciato? No, Porta male? lascialo stare. No, ma non chiedo... Che faccio così e... No. Intendi vado giù? No, è Guarda, impossibile. guarda, vieni verso di me. Sì che è veramente tua. Vabbè. Più che altro magari è impossibile, c'è qua, il pavimento è solido, se no sarebbero... Perché sa che io e lui lo avremmo già ucciso. Perché comunque è un insetto, principalmente. Boh. Fai tutta ronda la testa. No, non vai lì, Mauri. Ma io che tieni te la torcia, Dammi qua. Moira. Non quando dentro. Mi metto io davanti alla porta. Sentite? Un'altra volta per Infatti.
Però stavolta era quella stanza là, era là, da quella porta là, a destra. No, a me sembrava come presente quando hai un sacco peso. È brutto da dire, ma è come se avessero lanciato tipo un corpo così. Allora, quando eravamo allenati Tommy e Tati, Sì. lì con la porta della chiesa, quella in legno, che era chiusa con un catenaccio grosso, tu abbiamo sentito. Non è Era una porta cazzo, tipo io questa. sto cercando di non farli entrare. Più che altro, parlando E non li devi fare entrare. No. seriamente, cazzo, c'è una persona fuori, senti tre persone che stanno parlando dentro. Va da Mauri, guarda. Sta cercando di venire da te, guarda. Io non lo vedo. E qui, guardami. Lì, vicino al mucchietto, eccolo. Guarda, guarda che va da Mauri, guarda. Ti sta come guardando, guarda. Cosa ha detto? Un nome. Ah. Devo prendere fiato un attimo, dai. Sì, recuperiamo un attimo, relax. 5 minuti, perché sennò ragazzi veramente. Spegni la candela. Vai lì, ha detto. Vuole che tu vai lì. Te sei qua. No, no, alla candela, non dentro là. No, no, alla candela. Lui ha detto spegni la candela e lui ha detto vai lì. Ancora quest'aria, cavoli, oh. Solo te senti l'aria. Sì, qua dietro sento proprio sul collo l'aria. Allora, vediamo un po'. Prova a star lì, Mauri, vediamo. Mauri, prova a rialzare appena appena l'RF, la rotellina la ruoti verso il muro. Vediamo. No, è ancora fisso, Mauri. Verso la pallina rosa, verso il muro, cioè gira orario. Adesso fa l'effetto contrario, guarda. È immobile. Non c'era. Non c'era, ha detto. Non c'era. Che cosa non c'era? Pensa. Pensa. Mamma, adesso ancora di più l'aria. È dietro il collo. C'è stato comunque un rumore. Che vuoi? Vogliono comunicare qualcosa a te, Mauro, dice Francesco. Ah, no, Francesca, scusami, questo l'ho detto. Francesco dice che ti sta prendendo in giro. Vogliono cercare di colpirlo ugualmente. Sì, Com'è che si chiamava questa entità che vuole colpirlo? Pietro. Pietro. Fallo. No. ciao Liguria. È arrivato Liguria, ragazzi, in live. Vabbè. Fammi vedere quello che vuoi farmi vedere. No. Niente cazzate. Adesso non si vede la candela.
Soldati. Soldati. O assoldati o soldati, ha detto. La seconda non mi piace. Mm. A soldati... Ocio, ha detto ocio. a soldati vorrebbe dire comunque che ci sono dei mandanti. Non vuoi che tocca la manina della bambina? Della ragazzina? Sì. Non vuole Mauri che tu tocchi la manina della ragazzina? Non la devo toccare. No, dice che non la devi toccare in poche parole. Perché sei geloso? Visto? Sa. Allora non sono l'unico. Però aspetta. Non si sente più. Sentite te? Ma è molto sottile, cioè proprio leggero leggero, non è una roba... So solo che io qua in questo punto continuo ad avere l'aria fredda e c'è tutto chiuso, guarda. Non può essere niente comunque la sirena No, perché... c'è tutto chiuso ragazzi. No, più che altro vedi lampeggianti. Aspettate che faccio vedere anche a loro, guardate, c'è tutto chiuso. Io qua sento l'aria di... Vedete? Tutte sono chiuse, tutte. E io qua sento l'aria di freddo proprio. Gelida un po'. Non so cosa dirvi, io sento l'aria gelida. No, però io sto pensando soldato dipende. E ho le mani ghiacciate adesso. A soldato però dipende se intenderla comunque soldato o a soldato. Eh, Entità o persone. non lo so solo che ho dovuto tirarmi su il cappuccio ragazzi perché ho freddo al collo e tutto. E se vengo lì verso di voi non ho questo frigido addosso. E in questo punto dove sono qua. Dietro, tu intendevi a soldato. Mari dice si vede il viso. Dove lo vedi Mari il viso? Tendo a non tenere il cappuccio perché non voglio che loro pensino che sono... L'oscuro. Pietro, ti ho fatto una domanda. Nella porta scura lì, vedono il viso. Cioè io sono un cubetto di ghiaccio in questo momento. Alla destra di Mauri. Scusa Mauro se ti punto la torcia, ma voglio vedere cosa intendono. Dicono che c'è un volto. Ah no, sai dov'è? Guarda Thomas, vieni a vedere. Dove? Allora, io lo vedo meglio perché qui ci sono i cuori, le cose scritte. Guardalo bene lì. Su. Lo vedi lì? È tagliato a metà dal tubo, da quella canna lì. Riesci a spostare quella canna lì, Thomas, per favore? Prova? No, prima di spostare. Non entrare, Mauri, tu. No, dovrebbe essere libera, Thomas. Ecco, spostala tutta in là. Cioè, proprio di là delle... Mettila verso le panche, in modo che sia libero il muro. Un attimo. No, è meglio togliere proprio. Perché la sagoma è lì. No, non mi piace quello. Non mi piace quello che c'è attaccato su. Cosa c'è, un ragno? No. Diciamo che se ti arriva in testa ad Mori. Ma cos'è, scusa, se in testa cosa? Sopra sul pezzo di ferro collegato. Affilato. Ma no, ma guarda che è una punta. Appunto, se ti arriva in testa. Ah, fai così, Thomas, eccolo lì. No, me l'ho proprio fatto. Eccolo qua. Così. Anzi, se si muove da lì c'è ancora. Sì. Se si muove da lì... No, se si muove da lì... No, lasciami lì, no, se si muove sentiamo.
Qualche domanda? Allora, mi avvicino io. L'avevo messo con la lama giù così, impossibile. Ferma la fiamma dritta. Metti la fiamma dritta. Perché tiri sempre verso il muro? Dimmi perché tiri verso il muro. Adesso stai segnando Mauri. Perché segni Mauri? Ti ho già detto che Mauri non può far niente. Continua a segnare. In tutto ciò c'aveva Anche te segna quel tanto lì. Aveva il terzo acceso. Dove? Dentro la zaino. Avevo una torta accesa nello zaino? Sì. Si è scaricata? No, no, ce l'aveva accesa. Se no veramente hai fatto un buon. No, io la mia fredda, ragazzi. Pensavo che era la cassa, però la cassa è spenta. Non penso. Però vabbè. Perché indichi il muro? Siamo tutti scherzi di certo. Ma indica il muro in qualche modo, non capisco perché. Lì c'è la sagoma della bambina, ma lì non c'è niente. Se fosse stata murata lì, Ma mi prova a farmi la cortesia, prova a metterti lì un attimo. No, col cellulare, vuoi vedere se anche loro e poi vedono qualcosa nel muro di fianco alla bambina, in quell'area qua. In questa area qua. Sì, perché la candela continua a indicare, non indica lì, indica di là. indica in parallelo. Sì, perché se era la porta indicava quello là, ma la candela fa così. Di lì. Verrebbe da pensare cioè, come se fosse murato qualcuno. E io ho detto prima che da lì, fagli vedere dov'è il telefono, da là sentivo l'aria fredda, vero Thomas? Da lì. E vedi, c'è come un tirante d'aria che tira di lì, però qua non ci sono finestre aperte. No. Quindi è impossibile che ci siano le forate d'aria. Quello no. È Che impossibile. altro punto, faccio l'esempio. Adesso indica di là. Ma era, conto sei su ci sono le finestre aperte, quindi fino No. ok. Qua comunque sono tutte principalmente murate, basta schiena, è già tanto che passa uno spiraglio del lampione. È tutto chiuso. Quindi, Adesso ritardo questo qua, Mauri, tu prova a metterti quella distanza lì. Non vedo la sua di dentro. Ok. Andiamo a tirarlo un po' di più, vediamo come fa. Se riprende a fare sceneggiate. Un po' meno. Adesso mi pigli in giro. Sì, ma anche nel più si vede in faccia. Cioè veramente. Poi tu adesso mi pigli in giro. Guarda, adesso mi sono allontanata ed è tranquillo. Scommetti che se anche mi tolgo il marsupio vado là diventa rosso? Di nuovo? La pallina non si è mai mossa da lì, guardate. Neanche di 1 millimetro. La sagoma della bimba è lì, della ragazzina perché non è una bimba. Guardate, io non so se voi vedete sagome nel muro. Vero? Neanch'io dai 2 telefoni sto guardando e non ne vedo. E sto facendo il torcia là per vedere. Però guarda, guarda qua Thomas. C'è come una sagoma, vedi lunga che va verso la testa della ragazzina. esatto. Ma ti ho detto, c'è un... Comunque nel video si vede dopo, È registrato. Tuttora non quadrano delle cose. Tipo? Tipo? Colombi non può essere. Io no, perché mi sembrava una Io sogno. Così, ma non possono essere No, colombi. che o lamenti o un piccione. Le opzioni sono due. Picciolissimo. I piccioni fanno così, cioè. Ma ti sei
E ne abbiamo incontrati anche di sera io e lui, Sì, perciò a me penso di sì. ogni tanto, cioè magari sentono il rumore, comunque che si spaventano un attimo. Mm. A momenti a lui ce ne volano uno in testa. Però fa strano Interessante. perché sembrava più un lamento comunque. Mm. Prima sembrava più una bambina, dicevano. Francesca dice. È una ragazza? Perché comunque se fosse uno che viene a controllare cosa Ma sta l'ombra succedendo, dell'antenna che si muove. L'ombra dell'antenna che si muove. Ah, ebbene, non possiamo essere noi, effettivamente. No, io vedo abbiamo proprio le il luci Macomma. contro. Tu la vedi il movimento, l'ombra dell'antenna? No, io no. No, a me sembra fermo, ti L'RF dico che la inizia, verità. ok, ma... Ok. Cosa? Fatti le domande. No, ok, cosa intendi ok, te, No, Mauri? te non fai cazzate. Esatto. Fatti le domande. No, Si sta abbassando, vedi? sai in che senso? È più basso di prima. È vero, la mano doveva metterla più... Ma te cosa hai in mente? Fate le domande. Fate domande, distraetevi. Pietro, tu prima hai detto soldare, giusto? Distraetevi. Se è così, io sono qua, prenditela prima con me. Lui, non lei. È lui, ho detto. Cioè, devo distrarti, io sto distraendo Lui. È quello che sto a fare. Parola maschile, non una femmina. continuano a dire che hanno visto l'ombra dell'antenna muoversi. Pietro, prenditela prima con me, visto che vuoi fare qualcosa. Dai, Non puoi toccare Mauri. se sei così forte, prenditela con me. E Che non ti puoi tengo toccare destra. Mauri, ripeto. E non devi toccare Mauri, prenditela solo con me. Dai. Sono qua. Vuoi che chiudo gli occhi? Cos'è che ho detto? E tu? O Sono- e tu? E tu, probabile. Sono qua, Pietro. Dai. Ti do il vantaggio. Metto le mani dietro la schiena. Non sfidare troppo, Thomas. O così o sapere come diretto. No, no, non se la piglia. Dai. Sono qua, Pietro. Mi sto avvicinando a Mauri. Sei così forte? Spero che mettere la mano sulla spalla io, ok? Quindi, Pietro, hai smesso di parlare? Sì. A soldare o comunque soldato? Vuoi combattere? No. No. Cosa no? Ha detto no anche La bambina? una donna. Ha detto no. Che cosa vuoi da Mauri? Tu sai che se ci sono vicino non lo puoi toccare, vero? L'hai capito questo? Rispondi bene, l'hai capita? Dica. Ti dico che non lo puoi toccare, ma cos'hai, Mauri? Stai bene? Prendi un po' d'acqua, Thomas. Siediti. Stai via un po' da là. Sentate un attimo. Siediti prima. Sei in ginocchio, non seduto. Sì, siediti un attimo, Mauri. Non in ginocchio. Non... deve rilassarsi un attimo, Mauri. Cazzo è? Cos'è? Vicina. Vieni qua, Maria. Lascia giù la torcia. Senti. Sì. Perché lui non lo vedo perlomeno io? No, neanche io, voglio vedere dal mio. Leggi nero.
Beh, Thomas, ce n'è un altro. Guarda. Arriva. Tu lo vedi qua, lui lo vede proprio su. Sì, invece questo allora è un altro. Si muove? Però vedi, è una cosa che io non capisco. Perché con questo telefono non lo fa vedere? No, ma oltre a quello, perché Pietro casualmente sta zitto poi? Perché non parli più? Parla ancora. No, ma c'è, osservate quel punto lì, quello lì, vedete, anche davanti alla mia mano, guardate. Ti ho detto se vuole combattere. Già fatto, dai. Ma guarda Thomas, hai fatto, vedi? Se io metto la mano, guarda, guarda, così sembra che spariscerà perché sfoca. Però vedi anche sulla mia mano? Non c'è. No, no, lo fa. Guarda, aspetta. Tieni d'occhio, eh. Adesso c'è, giusto? Guarda. Vedi? Sparisce. Guardalo lì, sul Quello lì. dito. Fa strano. È vero o no? Pietro! Che fine hai fatto? Si sta agitando, guarda l'RF. E anche la candela. Si sta agitando di nuovo. Sì, sì, mi ricordo. Penso che potrebbe essere la telecamera, comunque la cam, Sul mio telefono potrebbe essere la cam, perché sull'altro telefono non c'è. Sì, però anche quello di Mauri. Sì. Se mi metto qua e gli tengo la mano sulla fronte, nota che gli strumenti non stanno funzionando quando mi avvicino, hai visto? Però più che altro, scusami un attimo, adesso ti ha risposto Pietro, che era faceva schifo. Perché a te risponde però quando c'erano le domande che io facevo comunque per farlo incazzare apposta? Zero. Un altro botto ho sentito. Appena appena, di là sempre. È quello che non riesco a capire però. La ragazzina sente un contatto materno quando la tocco qua. Dimmi sì o no. Te lo richiedo. Sente un contatto materno? Ripeti. La ragazzina sente la mancanza dei genitori? Tra l'altro prendi la mano più giù. Voglio capire, volete che Mauri la manda alla luce? Cosa ha detto? Ha detto no, però te è stato un po' la testa prima. Perché? Dov'è? Ha detto dov'è? Cosa? Dov'è chi? Dov'è chi? Dimmelo. Dove si metto faccia? Comunque qualcosa di stato trascinato. Sta prendendo qualcosa perché mi prende qua. Anche se sto così. Hanno mandato in palla tutto lì. Ci sei? A chi lo dici ci sei? Loro. Ha detto loro. Lui intende. Boh, lui ha detto loro questa voce qua. Loro cosa? No, allora chi? Anche. O loro chi? Ma che domande? E non è lui a vedere. Anche domande. Ah, perché mi fa male la spalla qui, ragazzi. Però fa strano perché anche Grazie, domande, Michael, zitto. anche domande o intende me lui
chi intende? Chi intendi? Esatto. Mandati. Mauri può mandare la ragazzina alla luce, te lo richiedo. Sì, Mauri vuole che la mandi alla luce. Io voglio secondi. Qui no, ha detto. Cosa c'è che ti turba, ragazzina? Mauri, basta, sei stanco. Questa è Ginevra. Vedi che ti siedi un attimo, no? Ma sei giù in senso... Sia stanco che giù nel senso appoggiato. Quello che non riesco a capire io è appunto il fattore di chi. Te risponde, e lui Puoi risponde. dire perché rispondi a me, Pietro, e non agli altri? Risponde anche a Mauri. Anche a Mauri, se da quello che ha detto Thomas, rispondi. Però io lo faccio incazzare e non... Perché tu usi il tono di sfida. E lui Dicono non che vuole. nella mano. Eh? Dicono che c'è un'arma nella mano della ragazza. Arma da difesa. No, è la fida. No, la ragazza! Poi a te, sta ferma lì. Vabbè, No, per carità. sta ferma lì. Era meglio se non me lo dicevi. Te lo dico, eh. Là. Vabbè, oh. Finché la bambina è buona fino a prova contraria. Ma ti ricordo che i ragazzini con le pistole non dovrebbero neanche giocare. Cosa c'entrano i bambini con le pistole con... Ha detto che c'era un'arma. Sì, ma del 700, le pistole del 700 non esistevano. Come no? Cavoli, Thomas. Nel 700 esistevano. Ma certo che sì, sì. Perché non Facevano ci si anche, ricorda, non quattro storie. facevano anche Ancora. Cosa ti ha Facevano detto? anche? Ancora. Sei stanco, ha detto un'altra cosa. No, infatti non ce l'hai lì. Ti è ripartito il rem? Sì? No, l'ho spento. È ripartito perché No, appunto. ha parlato Nel 700, no, nel 700 non era il periodo quando medievale. due uomini puntavano una donna, la stessa donna, si sfidavano a duelli con le pistole. Sì, ma nel 700 non era solo medievale, quindi non esistevano ancora. No, c'erano già i con le pistole. Dici? Non me lo ricordo. Tranquilla. dai. Ma che arma ha in mano? È la ragazzina praticamente che aveva l'arma. Era sagoma, è quello che si... Cazzo, è vero! Ha detto una cosa non ho capito. Ripeti? Che arma hai in mano? Sembra un bastone, un coltello. Ma poi ti ho dato la mano lì, giusto? No. Questa. Esatto, da qua finisce la mano e poi si va. Esatto, un Hai bastone, visto? un coltello. Hai visto? Si è preso il coltello. Titoli. Però comunque, teniamo conto il fattore... Sì, però va a curva, guarda. Ah, Ah, curva. però c'è anche il fattore comunque che gli hanno provato a fare del male, quindi... Poi si è difesa. Esatto, cioè, è come dire, se te ti aggrediscono, Comunque c'era quella allerta ancora. come dire, ma te cosa faresti in una situazione così? Beh, se mi minaccia qualcuno, prendo la prima cosa che ho indosso, che ho Appunto. vicino e la uso. È normale. In una casa, cos'è che trovi? L'ipotesi si farebbe così. Quindi, Ma fatemi capire allora. Dai, perché ho capito sedute da tutta stasera. Ho fatto una seduta. Allora, praticamente questa ragazzina è no, ancora qua. Scusa. È ancora qua questa ragazzina. Quella candela o è la mia impressione? Che fa quelle... Cosa? L'ombra. No, non vedo. Però io non ho la foto. Ah, là. Sì, l'ombra, scusa. Aspetta. Quella candela che si muove e quindi fa muovere Tu dici la là? No, qua scusami. Ok, termino. Qua se tu vedi fa così tipo. Non so se la candela... Sì, potrebbe essere il riflesso della ok, candela no, quando si solo per muove. Sì, sapere sì, meglio. quello sì. Però comunque... Ah, ragazzi, fate, Mauri, so che c'entra poco, però c'è da fare gli auguri a Sandy che compie gli anni oggi. Auguri. Auguri. Auguri Sandy, Che stavi dicendo? auguri tesoro.
Beh, non vuoi dire nient'altro? Volevi cosa? Cosa vedi, Mauri? Ma cos'è Mauri? La pallina. Ah, ok. Prova ad andare vicino alla candela. Ok. Vedi questa posizione è più facile. Ho idea di sì. Devo fare così perché sennò nel video non viene ripreso. Cos'hai, Mauri? Non fammi sentire quella voce. Non parlare a Mauri. No, non sì. Ha detto di sì anche là. No. Non parlare a Mauri. Dietro. Mi sta facendo così. Giusto? Pietro, t'ho detto, prenditela con me, prova. Sono curioso di cosa riesci a fare. Vediamo se gli mettono. Quindi Pietro, Se lui vuole far capire che comanda, Lui non comanda Pietro su Mauri. no, vuole far capire il suo potenziale. Il suo potenziale non lo deve provare su Però- Mauri. Casualmente io lo sfido. Se ti vuoi far capire quanto sei forte, accetti la sfida. A posto, Mauri? Pietro, In teoria essendo qua gli faccio anche la barriera. Quindi, lo scudo. Pietro, quindi lascia stare Mauri, sono qua. Ti metto la mano sulla testa, Mauri. Così. Sei da scudo praticamente. Sei faccio da scudo praticamente. Non dovrebbe farti niente. secondo me principalmente Auri gli sta antipatico anche per il fattore perché sei riuscito ad avvicinare alla bambina più di tutti. È la bambina. Mauri ha la testa che gli pulsa Mm. in questo momento. Guarda, ti segue. No, non deve seguire lui, lascialo stare. Pietro, non devi seguire Non nessuno. viene da te. Non voglio più sentire la voce di lei di aver fatto uscire. Basta. Da questo momento deve uscire. Lascialo. Ti ho detto di lasciarlo. Non credo. Sì, lo devi lasciare. Lascialo. Lascialo andare. Ci sono io come scudo a lui. Togli la voce dall'orecchio di Mauri. Da notare comunque che avvicinato non è suonato nulla. Togli la voce dall'orecchio di Mauri, te lo ridico. Non mi fare andare oltre. Ti ho detto che non ci vado oltre, quindi molla. Molla, lascia andare. Lascialo andare. Stop. Stop. Posso? Passato? Sì. Ok, perfetto. Bene. Riaccendo la luce per farvi vedere anche voi meglio, perché sennò non vedete
È a posto Mauri adesso, non ce l'ha più. L'ha lasciato andare. In teoria tu da me dovresti aver preso un po' di energia, Mauri, anche, positiva. Ok, ragazzi, ci fermiamo perché Mauri direi che è causa di non metterlo esposto ancora di più, ok? Non è il caso. Insomma, mi prendi un attimo lo zaino, per favore, ti metto via un paio di robe finché... Quindi direi che adesso la finiamo qua, perché Mauri è appesantito, non può fare di più. A parte che sono 2 ore e mezza, Mauri, non so cosa abbiamo fatto, quindi direi che abbiamo fatto il giro. Ragazzi, vi ringraziamo tutti, però io aspetto a chiudere la diretta perché voglio che riusciamo a vedere insieme anche il video. Ah no, è meglio che il video, faccio andare il video avanti. Fino Tagli che... la parte... No, fino che no, all'uscita no. Sotto, per far vedere nel video anche sotto com'è. Ok. E anche ai ragazzi un attimo, Ok. visto che sotto prende. Però fatto quello, basta, dopo chiudiamo. Sì, e adesso usciamo anche noi ragazzi qui. Un attimo, che metto via. Thomas, mi fai una cortesia? Buonanotte ragazzi. Buonanotte a tutti. Se volete potete stare qua un attimo, ma si tratta di 5 minuti di differenza perché poi chiudiamo tutti. Allora lasciamo Thomas e la Spirit Box attaccata, Ok. che se per caso c'è qualcosa sentiamo, giusto? Ah, giusto, giusto. Ecco, quello è meglio. E il video lo possiamo andare fino in ultimo quando... Cosa è successo? A posto? Ok, devo mettere via questo, non riesco a farlo scendere. Devo sapere cosa... boh, no. Non è andato giù bene. Ecco, adesso sì. Adesso così. Lì. Cosa mi manca? La cassetta qua? No, la cassetta la spegniamo a questo punto, perché meno roba ho dentro che pesa meglio è. Visto che dopo devo fare dopo. Per andare fuori. Arrivo che prendo la candela? Sì. Chiudiamo la sessione in tutti i modi, ok? Non seguiteci, state qui. Non venite a cercare. Mauro, aspettami un attimo, per favore, che chiudo tutto. Chiudiamo la sessione, ci congediamo e congediamo anche voi. Chiunque ci sia non ci deve seguire. Esatto, non ci dovete seguire. Un attimo solo ragazzi che mi manca poco da mettere via. Ho un telefono da chiudere, allora uno lo chiudiamo, la live. Ragazzi trasferitevi da Mauri un attimo. Che chiudo un telefono, lo chiudo, quello della live. Che devo mettere via, Thomas mi puoi tenere questo un attimo che metto via i treppiedi dentro. E ti lascio questo telefono del video, Ok. che questo almeno dopo resta su YouTube. Ok. Ok, e mettiamo via invece questo. Ragazzi, andate da Mauri se volete, che Mauri è ancora acceso di là. Io qui chiudo, che ho un 11% anche. Dai. Ciao ragazzi, a domani. Scendiamo quest'acqua. Allora, questo lo mettiamo qua. Metto via un attimo i treppiedi, poi sono a posto, ragazzi. Sono da te, Mauri, stanno arrivando. Prova a chiedere se ci sono quelli che erano da me. Adesso è meglio che vengano da te e io metto via qua un attimo solo, che così... Però tuttora comunque non ha senso il fattore che a te rispondeva Pietro, neanche a lui. Io Io faccio incazzare apposta, però... no, probabilmente lui vuol fare il furbetto, capito? Capendo che comunque Sì. non avrebbe attaccato. Esatto. Guarda, metto via un attimo questo e poi lo faccio tutto. Dai. Sto telefono qua è un Oppo. Sì, no, è un Honor. Ah, Honor. Honor 90 è. Vedere perché questo deve far così, vedi? Allora ci sta tutto. Un goccio d'acqua, Thomas. Bevi. Ora bevuto. Tanto io sto inquadrando lo zaino. Ma tanto qui è il video. Vabbè, quello ovvio. Tanto dopo dobbiamo fare il sentiero giù, quindi Esatto. cambia. Di quanta batteria c'è? Vediamo. Aspetta. E 43. Vedi, ha mangiato meno questo che non fa quello della Esatto. live. Sì. Ok, dammi qui, Tieni. La torcia è la mia, quella lì? Sì, la Ah, tua. ok. Sì, diciamo di sì. Diciamo che è tutto a posto. Non abbiamo dimenticato niente. Biglietti, robe varie, è meglio il caso che non lasciamo niente.
Ok. Il cellulare, avevo preso il controllo, però era già lì. Ci sei? Attenzione che sono un po' in bilico queste scale. Ok. La cosa più comica è che ci troviamo qualcuno sotto. Ma comunque noi appena arriviamo vi facciamo vedere un attimo i sotterranei. Aperto. Ah sì, è aperta. Avevo visto il muro per quello. Allora, appena arriviamo giù vi facciamo vedere un attimo i sotterranei anche per il video e dopodiché stop perché non possiamo più farvi vedere niente. E allora no, qui è meglio che chiudo ragazzi perché Rischi... no, mi dispiace non far vedere ma vado a rischio di cadere. Esatto. Buonanotte, alla prossima da Moira, IPU, Mauri Paranormal e da Thomas. Hola. Ciao ragazzi.